si parte questo venerdì 11 aprile con 2 ospiti, però ne avremo anche un terzo, perché col terzo parleremo di dazi, visto che non capivo niente. Meglio chi ne spiega, perché è veramente una confusione, chi guadagna, chi perde, la Cina, l'America, la Russia e noi? E noi perdiamo, ci guadagniamo, cosa succederà? Però prima di tutto presento il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perencin, civica, ma centrodestra, io dico Mirella, io dico civica, ma poi io spingo, sapete che poi conosco le tematiche. E saluto anche Giorgio Pavan, direttore ISRA, perché ha avuto un riconoscimento importantissimo. Finalmente qualcuno si è accorto di questo direttore, che non perché qua è per violinare, ma che è nel pezzo da tanti anni, che quando parla le idee chiare, come piace alla Mirella, sa cos'è l'obiettivo da centrare, gli aiuti che dovrebbero dare a questi direttori per riuscire a capire l'importanza di queste RSA, che se non le avessimo dovremmo inventarle, quelle che funzionano bene. Non guardate sempre qualcosa che non va, guardiamo quello che funziona e come far migliorare quello che funziona. E questo è il grande problema. Si può fare tantissime cose, è solo una volontà politica. Allora, sindaco, c'è la volontà politica secondo lei di capire che questo direttore e come lui altri direttori di RSA ormai non sanno più che santi chiamare in paradiso, anche se ormai anche San Pietro, Gesù, San Giuseppe in vena ai generi, perché veramente non ne possono più di questa bugia, questa falsa politica, di questi politicanti che pur di ottenere il voto ti promettono il mondo e poi si dimenticano soprattutto delle fragilità di questa popolazione che sta diventando diversamente giovane, con molti acciacchi purtroppo, dopo una vita di lavoro e di stenti per molti, e non ce la fanno. Lei che impressione ha del suo osservatorio? Quando vi riunite tra sindaci, ne parlate di questo oppure parlate di cemento? Beh, allora intanto grazie per l'invito, saluto te e tutti quanti gli ascoltatori e saluto anche il dottor Pavan qui per il riconoscimento che ha avuto, il giusto e meritato riconoscimento. Forse ci si accorge sempre troppo poco delle persone che lavorano in silenzio ma che fanno del bene. Fermo che vediamo le immagini di Giorgio Pavan, vediamo queste immagini che ci ha portato, ma soprattutto per far capire l'importanza anche di questi riconoscimenti. Ecco qua, premiato dal nostro grande presidente Mattarella, che anche lui come il Papa, se non ci fosse dovremmo inventarlo. Prego, sindaco. Sì, capisco le tematiche. Noi nel nostro comune abbiamo 2 RSA. 2 RSA, uno è l'Istituto Botteselle e uno è l'Istituto Bombozzolla. Hanno circa 120 ospiti l'Istituto Bombozzolla e un centinaio l'Istituto Botteselle, con altrettanti poi operatori, infermieri, OS, medici. Devo dire che fanno un grandissimo lavoro. Proprio ieri mi sono trovato con il presidente e il direttore di una delle 2 case di riposo per cercare di capire anche com'è la situazione, perché la situazione è davvero complessa. I posti letto non bastano, c'è sempre più richiesta. Mi è stato chiesto appunto di farci portavoce, di battere i pugni sulla tavola, perché c'è bisogno di avere più spazi e più posti. Teniamo presente che noi tra l'altro abbiamo, soprattutto nell'Istituto Bombozzolla, e sarebbe bello che la invitassi la Presidente una volta e ti porta anche la sua testimonianza. Abbiamo paradossalmente una ventina di posti letto che potrebbero anche essere utilizzati fin da subito, però non possiamo attivarli e il direttore immagino lo sappia, anche per la questione degli accreditamenti che di fatto non ci vengono lasciati. Quindi dico, nel momento in cui c'è un'esigenza del territorio, e l'esigenza del territorio è quella di dare la disponibilità ad accogliere persone e ad aiutare famiglie, perché non parliamo di tutto il mondo dell'Alzheimer, anche dove ci sarebbe la disponibilità non si riesce a fare perché ci sono dei blocchi e non si sa neanche quali siano poi i motivi, essendoci comunque una problematica di questo tipo. Quindi anche noi come sindaci stiamo cercando nel limite del possibile di fare il nostro. Noi siamo, come io dico sempre, la prima linea nei problemi e nelle comunicazioni della cittadinanza tutta, e devo dire che non è facile.
non è facile per loro, ma non è facile neanche per noi, perché noi raccogliamo, cerchiamo di portare ai tavoli, però non sempre, anzi forse poche volte veniamo ascoltati. Forse bisognerebbe che qualcuno presidiasse un po' di più il territorio, non solamente durante la campagna elettorale, ma bisognerebbe che vivesse un po' di più all'interno delle istituzioni comunali o entrasse in istituti come i nostri, che fanno un lavoro memorabile, perché quello che c'è all'interno dei nostri istituti, le nostre RSA, è veramente incredibile. L'umanità degli operatori, degli infermieri e di tutte quelle persone che si prendono cura di noi, diciamo così, perché di fatto è un ciclo, è veramente incredibile. In più, con i sacrifici che fanno, anche con il problema che c'è legato a trovare anche poi personale in ambito sanitario, perché anche questo è un dramma. Fermo sindaco, se no fai un monologo. Prego, direttore. No, ma sta dicendo cose da primo cittadino che conosce bene le situazioni. Contrariamente a quello che faccio normalmente, faccio una considerazione di carattere politico. Io credo che le aggregazioni politiche, i partiti, debbano congiungersi, diciamo, in tempo di elezioni. Il giorno dopo delle elezioni, i sindaci, i rappresentanti regionali non devono rappresentare i partiti, ma i cittadini di una città e di una provincia, e bisogna dare nome e cognome alle cose e non subire i diktat, diciamo così. Non bisogna tacere, bisogna parlare. Bisogna prendere coraggio, ecco, direi così. Non aver paura, direbbe Papa Giovanni Paolo II, no? Non abbiate paura. E bisogna prendere coraggio e dire le cose anche quando devono essere dette agli amici. Diciamo allora, direttore, io ieri sera ero a Focus e il direttore Baccialli mi stuzzicava, perché lo sa, come dice lei, che io faccio questo, ma non è che io voglio dire le cose che mi vengono in mente, io dico solo e semplicemente la verità, quello che sento, quello che vedo per la strada, quando mi fermano le telefonate. E quando mi ha chiesto se sono favorevole o contraria al terzo mandato, ho detto che sono contraria, perché per quanto riguarda le fragilità, che tocco tutti i giorni con mano, che cerco di aiutare assieme a tantissimi volontari, non solo Mirella, ricordatevi, tantissime, abbiamo veramente una miriade di mondo del volontariato che aiuta, non vediamo benefici. Anzi, abbiamo fatto passi indietro, giriamo col commercialista, paghiamo per fare i volontari, la provincia mi ha chiesto 80.000 euro per mettere a posto, senti Perencin, lo stabile case di un ente pubblico, cioè capite che non ci siamo. Ma quello che mi fa rabbia è che continuano a cambiarci il nome, a farci pagare sempre di più. Dove siamo noi che abbiamo anche durante la pandemia risolto dei problemi perché la politica e i politici erano chiusi in casa a chiave perché avevano paura. Noi andavamo nelle case, è vero sindaco, portavamo le borse, noi del mondo del volontariato, cercavamo anche di far sentire meno soli questa popolazione abbandonata, perché la paura quando invade la politica non ce n'è per nessuno. Il risultato qual è stato? Che ci troviamo senza RSA, senza personale, con queste liste d'attesa anche per entrare in queste strutture di veramente persone che hanno necessità, familiari che non riescono più a gestire queste persone con l'Alzheimer, col Parkinson, con tante patologie. Io mi domando, ma allora, sindaco, dove vuole andare a parare la politica? Perché se io continuo a sentire a parlare la pista da bob, la quarta corsia, il ponte, cioè vogliamo parlare di servizi alla persona? Allora lei ha detto non ci ascoltano poco, ma voi avete gli eserciti che sono i cittadini che vi hanno eletto e sono quelli che poi eleggono anche i futuri assessori, dogi, presidenti, ministri. Cioè voi dovete far rumore perché voi avete gli eserciti che loro non hanno, però siete tiepidi, non so perché, o le segreterie, lei ha detto è solo una lista civica, grida
grida sindaco quello che hai bisogno, che l'opinione pubblica è dalla tua parte, gridatelo di quelli che non firmano, nomi e cognomi di quelli che non firmano quando voi presentate progetti che non riescono ad avere soluzione, però l'amico dell'amico il progetto anche in Europa arriva. Dobbiamo dirle queste cose, dobbiamo dirle che veramente una persona di una partecipata a questo tavolo, non tutte, ma va a casa con 25.000 euro al mese. Sindaco, perché non dite queste cose? Non tutte, perché ci sono, per carità, partecipate, ma cerchiamo anche di capire che sono soldi pubblici, abbiamo il diritto di sapere chi siede, dove si investe, quanti soldi e come. O sbaglio, sindaco Perencin? Sì, io sono ovviamente d'accordo, tra l'altro io sono anche uno di quelli che quando deve parlare parla, nel senso che se no non sarebbe qua, quando le cose non funzionano, a prescindere da chi è in quel momento, non mi sono mai tirato indietro, quindi sulla questione e mi riaggancio a quello che dicevi nella fase iniziale legata al terzo mandato, che hai fatto la postilla. Io sono d'accordo sul fatto di mettere comunque un limite anche non solo all'aspetto regionale ma anche all'aspetto nazionale, perché poi di fatto le norme, soprattutto quelle in ambito nazionale, vengono fatte dal Parlamento e dal Senato, e quindi probabilmente sarebbe il caso che qualcuno che siede lì da 30-40 anni ritornasse nella dura realtà della vita normale, possiamo così dire, si rendesse conto anche di quello che è il sentiment nei nostri paesi, nelle nostre comunità, e di quelli che sono poi i problemi veri che hanno le famiglie tutti i giorni. Quindi c'è un problema legato anche all'aspetto sicuramente politico, probabilmente anche una sorta di crisi identitaria, potremmo così dire, anche della politica stessa. Ed è quello che, lo diciamo e lo hai detto anche tu, cioè il fatto che manca completamente il filo diretto con il territorio, perché spesso e volentieri anche noi amministratori, io dico sempre non sono un politico, sono un amministratore perché amministro i soldi dei cittadini e quindi anche i miei, non conosciamo neanche magari chi sta al gradino superiore, perché la politica ormai ci ha purtroppo abituato, ed è brutto usare questo termine, ad eleggere delle persone che di fatto non conosciamo, ma che vengono posizionate in un punto alto della lista perché magari sono amici degli amici, che poi concretamente non si vedono, non si sa cosa facciano, però sono lì. E questo è il vero problema. Perché pagati da noi. Pagati da noi, e tra l'altro pagati anche con delle indennità, insomma, importanti. Per quello che dico, secondo me è il caso di fare una riflessione generale e di far eleggere la politica a tutti i livelli con le preferenze, perché lì bisogna metterci la faccia, perché noi amministratori quando andiamo a prenderci voti la faccia l'abbiamo messa e la gente ti guarda per quello che fai, per quello che sei, e dobbiamo rispondere quotidianamente a quelle che sono le esigenze e le richieste dei nostri cittadini. Quindi forse qualcuno dovrebbe iniziare a ragionare in questo senso. Sì, ma però che la politica non diventi un lavoro. A me stanno bene le preferenze, però fin 2 mandati, dopo vai e cambiamo e vediamo che aria tira, perché non può essere che la politica diventi un lavoro e il potere, specialmente il potere, io l'ho detto anche ieri sera a Focus, Giampaolo Gobbo che mi ha detto, e voi lo conoscete, che Giampaolo Gobbo è nato con la Liga Veneta, Lega Nord, perciò detto da lui, mi ha detto cosa vuoi farne di ministri? È il presidente della regione che conta, è là che arrivano i soldi e il potere, perciò attenzione a dire anche i ministri, no, perché tutti i presidenti di regione non vogliono andare a casa? Perché hanno un potere immenso, veramente gestiscono anche dei soldi in maniera incredibile, ne arrivano tanti, perché da Roma arrivano là, non è che arrivano a noi, e poi là si divide. Allora, direttore, sta torta che dovrebbe dividere soprattutto questi soldi del PNRR che erano stati destinati al terzo settore e sono stati dirottati invece su altre cose. Lei cosa chiederebbe a questa politica che adesso promette, adesso non c'è problema, all'urgenza che lei vuole dire anche questa mattina? Ecco. Beh, diciamo così, non dico mettete dei fiori nei vostri cannoni, però spenda 800 miliardi in armi. C'era una gag che girava stamattina nei siti, no? Come si chiama quella coppia? Che diceva alla von der Leyen, no? Diceva, sei sicura che in 5 anni noi riusciamo ad armarci? E faceva finta, no? Di essere... No, siete sicura? Perché
Gigi da Proloco mi ha detto che giocando a risico ha capito che nel frattempo se uno Stato ancora armato solo e voglio attaccarlo, lo attacco adesso, non tra 5 anni che te riarma. Per dire che manca davvero persino la ragionevolezza di una politica, perché io penso, ma non voglio essere populista, però penso che il fatto che le persone non vanno a votare è perché in qualche maniera manca persino la speranza. Quando manca la speranza, d'accordo, che qualcosa possa, tanto gli è tutti uguali, che è populismo, io non sto dicendo, sto sentendo, ho appena conosciuto il sindaco, mi sembra una persona giovane, per bene, sulla quale, e non mi interessa a destra o a sinistra, certo, alto e basso, mi interessa una persona che ci mette la faccia, che risponde delle proprie cose ai propri cittadini, no? Che con consapevolezza lo confermano, lo mandano a casa in funzione dei risultati che porta ai propri cittadini. Io credo che questo sia importante e allora di fronte a queste cose col più del 50% delle persone che non va a votare è drammatica sul piano, come dire, della cultura civile, della partecipazione, ma io penso che è venuta meno davvero la speranza e su questo insomma bisognerà lavorare. Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Rinaldo, sono a beverti il caffè come al solito? Allora, Sindaco, quello che però traspare anche dalle parole del direttore Pavà e di altri direttori e di altre persone che stanno ascoltando è che la speranza non deve mai morire. E sa dove la vedo? È difficile anche crederlo, dai giovani. Io ho avuto tantissimi giovani ospiti e loro mi hanno detto, specialmente una ragazza, lo dico quasi tutte le mattine, ha detto: Mirella, il futuro saremo noi, faremo un passo alla volta ma ce la faremo, è questione di pazienza ma ci arriveremo, perché il futuro è nelle nostre mani. Rinaldo, che sito, tu finito il caffè? Ciao Mirella, ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. E allora, finché le persone come questi ospiti qua, potremmo avere una speranza che le robe vada bene. Ma ti ha capito Mirella, e dopo il mondo va come va, e la sanità pubblica, secondo il mio punto di vista, fra 30 anni non esiste più, e sarà solo che privata, non c'è niente da fare. E la strada che c'è Dio ci appare quella, e dopo il mondo si imbruttio, non c'è più, ha ragione questo signor Nero, ha ragione che non c'è umanità, non c'è speranza. Noi siamo tutti compagni, c'è anche la brava gente, ha il quadro dei bravi, è come le loro che ne c'è tanti, e ora bisogna dargli qualche responsabilità a sta gente che è qua, e sono sicuro che col tempo staremo meglio tutti. È il sistema da cambiare, i politici di una volta, io ho 80 anni, fuori dal Stato e tutti, ha fatto solo dovere, bravi, vedremo una medaglia, ma basta, fine, dai a questi giovani qua, responsabilità, e chi farà qualcosa meglio di quello che abbiamo fatto ogni anno. E a una volta, 3 volte, 4, no, basta, chiuso, cominciamo a nuovo, non si può dire sempre, andiamo ancora avanti con la guerra del crimine del 18, giusto, finché parliamo di cose a cappello, però al mondo siamo nell'era spaziale, Mirella. Mi sono nato con una candela, va su una intelligenza artificiale e non siamo buoni a risolvere i problemi del giorno della povera gente. E cosa vogliono fare Meloni e Montanelli? Ma cosa c'è questa gente che tira qui un po' di skate? Cosa vuol dire che sappia? Guarda, mi ho visto a televisione di fare grande l'oro. Comprare l'oro è un affare. È vero, perché ho visto tanti, come si dice, pensionati con 800 euro al mese, e tutti in coda per comprarlo. Allora, ma se vede che a parte gente sua, gente sua, si va a fare la spesa con 50 euro, non ti dice niente. Questo è il problema della gente. E del povera gente, che ne è tanta, che si vergogna anche, perché lavorando non riesce a andare fuori. Che capito Mirella? Vai ai supermercati, se vai a fare un controllo serio, il 90% della roba c'è tutto a scovarsi, perché invece scatolette che lavora 20 anni, frutta e verdura
Marcia Patocca, Balorda, non vede più né i magnani della volta e non vede più niente. E allora, che saranno i giovani, mettiamo da parte invece. I giovani saranno loro. Bravo Rinaldo, grazie Rinaldo, bravo. Ecco, è vero, bisogna dare fiducia ai giovani, io lo dico sempre, e intanto è vero che ho detto anche sindaco Perenzin che vedo la differenza quando ho questi sindaci giovani, che siano uomini o donne, la voglia di fare, di aiutare, di ascoltare soprattutto, ecco, e di cercare anche con queste poche risorse che avete. Io non capisco, però sono furbi i nostri politici, hanno passato la palla bollente ai sindaci, che sono i meno pagati, che ricevono meno soldi di tutti e devono risolvere tutti i problemi del mondo. Dove va la persona che è in difficoltà dal sindaco? Dove va? Cerca casa, va dal sindaco, ha bisogno di un aiuto, va dal sindaco, lo ferma per strada, perché il sindaco è visto come uno di famiglia. Io l'ho eletto questo sindaco, lo vedo, lo sento, lo tocco, se qualche d'uno non ha il telefonino, perché sa che i sindaci col telefono ogni tanto. Però ecco, lei è un sindaco giovane, Perenzin, ecco, come dice il nostro Rinaldo, la voglia di aiutare, di ascoltare delle volte non è neanche un aiuto economico, è l'ascolto che hanno bisogno. Sa tu Mirella che il mega ascolta, madonna, io guarda che sì, ma è il mega proprio ascolta, prego sindaco. Sì, devo dire che è questo un po' il rapporto che c'è con la cittadinanza, ma noi, almeno io, lo faccio con il cuore, con la passione. Se dopo dovessi guardare non tanto il lato economico quanto il lato delle responsabilità che abbiamo come sindaci, davvero probabilmente direi sono un pazzo. Perché le responsabilità che ha al giorno d'oggi un sindaco per qualsiasi cosa è veramente meglio neanche che io non le sappia forse tutte o che non parli neanche di questo. Tieni presente che proprio anche per il rapporto che ho sempre cercato di instaurare anche con la cittadinanza stessa, tante volte gli dico, quando mi telefonano che hanno bisogno di parlarmi, gli dico vengo a casa, pareggia il caffè. Perché si crea anche quel rapporto umano e quell'intimità che magari venire in municipio ti crea un po' anche di suggezione. Poi noi siamo un popolo anche che tende a vergognarsi nel magari andare a chiedere un aiuto, e non c'è assolutamente nulla di cui vergognarsi, perché dico, io sostengo sempre che se si parla, se si dialoga, forse si trovano anche le soluzioni. Nel bene o nel male, comunque le soluzioni si trovano, e quindi cerco anche ho sempre cercato di instaurare anche questo rapporto, che poi comunque nel tempo lo paghi, perché sono tutto lì in giro e quindi anche l'aspetto di vita, diciamo, privata va un po' meno, però devo dire che poi il sorriso o il fatto della gente o il fatto di aver risolto il problema e di aver dato una risposta paga tutte le altre mille difficoltà che si trovano. Però credimi che noi veramente siamo sulla linea del fronte e credimi che le risorse sono davvero, davvero sempre meno. Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao, buongiorno a tutti quanti. Volevo dire una cosa riguardo lì il discorso del terzo mandato, quarto, secondo quello che sai, non è che a me mi hai detto. Intanto voglio dire una cosa, che dire che i ministeri gestisce meno miliardi delle regioni per me è una gran marachellata. Cioè, fa vedere quanti miliardi che gestisce il Ministero di Pubblica Istruzione, della Difesa, degli Interni, dei trasporti, via per quelli gestisce il triplo, il quadruplo, anche di più di quello che gestisce alcune regioni, quei più grandi. Che poste qua gestiscono una bella cifrettina, questo è vero. Secondo me quello che capita ha un grandissimo limite, cioè qual è il discorso di far sì che la politica si rinnova, che si possa evitare situazioni nelle quali qualcuno ne può approfittare. Vabbè, io non ho nulla contro, cioè, a me non mi ha mai appassionato il discorso per il Presidente Zaia o per altri del terzo mandato, quarto, quinto, però è il discorso che la politica deve rinnovarsi, deve essere servizio e non business, vai per tutta la politica, cioè il discorso di dire che i presidenti e i sindaci, siccome chi sia a capo di un esecutivo ha più potere e i parlamentari no. Mi permetto di fare, e chiedo scusa, un nome su tutti, Mastella. Cioè, che sta e che sia ancora in Italia gli onorevoli, i parlamentari che gestisce in modo clientelare il mandato che dà ai cittadini
della sua regione, della sua provincia. E quello lì è un modo uguale a quello potenziale ammesso che sia che può avere anche un presidente della regione. Cioè, secondo me, e finisco, sta storia qua che ha avuto un grandissimo limite che ne va a inficiare completamente e potenziare il valore, cioè che sta gestita non come una come che c'è sempre poi in Italia, non come una riforma per migliorare il sistema, che ben venga, ma come un modo politico per andare a colpire alcune persone o alcuni partiti. Basta vedere che nella sentenza della consulta le regioni come Trentino, il Friuli, la Sicilia, per esempio, quelli lì esentà dal discorso dei 2 mandati e basta, ma può essere possibile che il Presidente della Campania esaia, rischia di diventare dei tramaccioni e il Presidente della Sicilia no? Cioè, ecco, già solo questo sta a dimostrare che una riforma che poteva e che può anche essere buona, non sono assolutamente contro, e viene ridotta a una brutta situazione di lotta politica per colpire o una persona o un partito. Grazie, devo chiudere, se no non ce la faccio, poi ti dirò quello che forse non hai capito molto bene o io non mi sono spiegata bene, ma lascio la parola al sindaco e poi al direttore Pavan. Sì, è quello che si diceva prima, probabilmente anche sull'aspetto del terzo mandato, del quarto mandato, del quinto mandato, che adesso non si capisce più bene quanti siano i mandati, forse è il caso che fosse il Parlamento ad esprimersi più che una sentenza fatta dai giudici, perché per l'ennesima volta dai l'immagine di quella politica che non ha il coraggio o forse la voglia di decidere su quello che è. Il Parlamento si era espresso. Sì, però anche i giudici, avere adesso la conferma anche dai giudici, forse non serviva arrivare lì, probabilmente bisogna fermarsi un attimo prima, bisogna che la politica faccia delle riflessioni ben più serie anche sull'aspetto dei più mandati. Direttore, poi la salutiamo? Sì. Beh, 2 brevi cose. La prima cosa di carattere parapolitico, insomma, visto che non sono un politico, ma mi interessa la politica, è che mi sembra che la politica sia distante dalla realtà in modo proporzionale alla distanza della sedia che occupa. Cioè, il sindaco è tirato per la giacca nella strada principale e anche in quella periferica del paese, della città, perché il sindaco è a chilometri zero. Quando già si fa la strada da Belluno a Venezia, da Vicenza a Venezia, da Treviso a Venezia, da Verona a Venezia, la proporzione, no? La giacca non è così lunga e già si perde di vista quelli che sono i problemi della gente, della realtà. Non parliamo quando prendi l'aereo o il treno per andare a Roma. Cioè, ho l'impressione, ma io ho amici parlamentari, quando parlo con loro ho 2 impressioni. O pensano di non contare niente e quindi dei peones che a comando schiacciano il bottone, oppure non hanno la percezione della realtà. Cioè, mi sembra che la seggiola in qualche maniera acquisti una prevalenza rispetto al servizio profondo che uno deve mantenere nella sua originalità. In merito, la seconda considerazione, dopo vi saluto, in merito invece alla considerazione degli anziani, sindaco, la demografia è una scienza esatta. La politica no, e non è una scienza, anzi è la scienza del possibile, diciamo, e anche dell'impossibile, ma, e per fortuna, ma la demografia ci propone una società di grandissimo invecchiamento. O noi, ieri ero a Bologna a un convegno con Errani, Vasco Errani, 15 anni presidente della regione Emilia-Romagna, mi ha corretto perché dico c'è bisogno di una rivoluzione e lui mi ha detto forse, Giorgio, c'è bisogno di una trasformazione. E allora sì, sono d'accordo, cioè noi dobbiamo trasformare le nostre città in qualcosa che è in grado non solo di trattenere i giovani,
diciamo che è già un grandissimo problema, perché la piramide si è rovesciata, i pochi giovani che ci sono, metà va via. Ma abbiamo la necessità di trasformare le nostre città per accogliere, diciamo, l'invecchiamento della popolazione, in modo tale da dare diritti alle persone che invecchiano di vivere bene le loro condizioni. Allora, prima di lasciare il direttore, sentiamo questa telefonata. Nadia da Treviso. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al direttore. Io ho mio marito con la demenza, praticamente dal 2021. Adesso si è aggravata e comunque ho fatto la richiesta. Io sono che l'assisto sempre, perché adesso mi tocca vestirlo, preparare la colazione, non fa più né altro la barba e le sue cose personali. Allora ho fatto la richiesta e sono venuta a sapere per vie traverse che avrei diritto di un contributo dalla regione, 120 euro al mese. Ho fatto i conti, 40 centesimi al giorno. Vi sembra giusto? Mi sembra di essere, non so, di chiedere la carità. Non mi sembra umano. Siamo persone. Accudisco mio marito giorno e notte. Ma vi sembra giusto di essere... Non so, ditemi voi un vostro pensiero. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia, hai fatto bene a dirlo, perché questi sono i problemi di tantissime famiglie. Nadia ha anche un problema di salute anche molto importante, è una guerriera, lei si rimbocca continuamente le maniche, ma l'aiuto bisogna riceverlo. Direttore, a lei la risposta. E ancora una volta il problema è politico, mi dispiace, ma è così. C'è una legge 33 sulla non autosufficienza piantata, è stata approvata, 0 decreti attuativi, quindi buonanotte. C'è una legge in fieri, in Parlamento, sui caregiver, cioè sulle persone come la signora che assiste a casa le persone malate, bloccata. No, se pensa agli 800 milioni miliardi di euro sulle armi, per carità, non voglio fare populismo, ma insomma proviamo a vedere. Sono due cose diverse. Case, scuole, salute, santo Dio, cos'è prioritario. E la terza considerazione che le dico è sia il comune di Silea sia l'Isola di Treviso, insomma, ha diciamo, strumenti e servizi che possono dare una mano per alleviare o aiutare o orientare il lavoro che viene fatto, il lavoro impagabile che viene fatto dalla signora. 4 euro al giorno non sono niente, ma è una regola regionale, quindi voglio dire, o se cambia regola regionale o qui sei skate, cioè non sangue dal muro, non se ne cava. Per questo, Vladimiro da Rovigo, prima di lasciare il direttore volevo dirti questo, forse ho detto, non mi sono spiegata, io ho detto il potere in mano al Presidente della Regione è enorme. Se qualcuno dice che non è vero, me lo dica apertamente e dopo capiamo. Però il Ministro non è lui che decide. I soldi che vengono dati al Ministro sono soldi che la parte politica che fa parte, il governo, decide di dare al Ministro e lui impiega. Il Presidente della Regione decide lui dove dare questi soldi, a chi darli. È lui che decide. Più potere ha la sua giunta e più lui può decidere. Una giunta che abbiamo in Regione mi sembra che sia da una parte molto importante, che abbia dei numeri molto importanti, e noi vediamo quello che è successo. Allora, o si mettono in testa di dare risposte alle fragilità, perché io mi batterò per questo, continuerò, non me ne frega niente, non ho nessuna tessera di partito, anche se ieri sera vuoi darmi tutti a tessera del partito, ma non me ne può interessare. Io guardo la persona e guardo le fragilità. Il momento che queste fragilità verranno aiutate anche dalla Regione, io avevo Villa Margherita, io non ho visto una volta il Presidente Zaia, e se eravamo in tanti a Villa Margherita, e qua un
testimone il direttore Pavan, che supportasse il lavoro che stavo facendo assieme a tantissime associazioni per dare risposte a queste persone. Non una volta l'ho sentito, non ho sentito l'assessore Lanzarini, sì che mi conosce molto bene, per rinforzare quello che io avevo cercato di fare e di partire con questa grande villa adesso abbandonata perché qualcuno ha detto c'è qualcosa che non va, una virgola mancava. Però erano tutti contenti perché così Mirella e tutte le associazioni uscivano da questa villa e non era più il problema, perché i soldi destinati, come aveva detto il sindaco Conte, da investire sulla villa sono andati da un'altra parte. Si dirottano sempre perché gli invisibili e i fragili non fanno numero. Allora a questo punto ringrazio il direttore perché questa è la verità, io la verità la dico, non ho mica problemi di dirla, la ringrazio veramente e veramente buon lavoro. E andiamo a vedere invece quello che sta succedendo veramente in questo momento, perché queste denunce, andiamo a vedere questo servizio di rapina in via Roma e poi lo commentiamo anche col sindaco e facciamo entrare l'altro ospite che ringrazio e poi vi presenterò. Per un mese i militari dell'Arma hanno passato a setaccio ore e ore di registrazioni, videosorveglianza pubblica e privata, dando alla fine un nome e un volto a 2 dei 4 componenti della Baby Gang che il 5 marzo scorso aveva rapinato nel quadrante caldo di via Roma un 25enne, derubandolo di un cellulare e della bicicletta. Si tratta di un 16enne di origini tunisine, di cui ora si occuperà la Procura dei minori, e di un 20enne residente nella Marca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Non solo calci e pugni, quella sera nei confronti della vittima venne usato anche dello spray urticante. Un primo importante passo per i carabinieri, ora è caccia anche i 2 complici che potrebbero avere i giorni contati. Su via Roma intanto proseguono i cantieri di riqualificazione e resta anche alta la vigilanza, polizia, carabinieri, locale ma anche esercito, e acceso resta pure il dibattito ormai intergenerazionale su baby gang e devianza giovanile. Chi fa casino, usiamo questo termine, è noto. Sì, è noto, sì. Quindi si cerca di evitare ovviamente di stare con certe compagnie o in certi posti, in certi orari. Ti senti tranquilla come giovane ragazza a uscire la sera nelle ore? Da sola no, sicuramente, non potrei mai uscire da sola la notte, di sera col buio, questo no. Chi è qui che manca? Mancano i genitori, chi è che manca? Penso io l'educazione, secondo me. Abbiamo in linea Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io ho telefonato ancora 15 giorni fa in segreteria del comune del Treviso per protestare per Villa Margherita, no, evidentemente ne mi agaccia sul serio neanche a me. Vabbè, pazienza. A proposito dei sindaci, anche i sindaci comunque del Fadiga, Ciapparli, Pagiachetta, forse quelli dei paesi piccoli, e comunque riconosco un grazie comunque ai sindaci, non certo quello di Padova, che non solo ne sta rovinando. Per esempio, notizia dell'altro giorno a proposito della popolazione anziana, che siamo relegati in galera, abbandonati, di fatti mica un bigliettino a casa per SOS, chi chiamare per chi che ha da farmi a sepoltura. Al comune naturalmente non ne frega niente, hanno dedicato 6 milioni di euro per rimettere a posto l'ex macello, che adesso dimostra, per fare un museo di fumetti. Allora, con questi 6 milioni di euro non potevano fare del co-housing per persone fragili e anziani? No, lasciamo stare i 700 milioni di anche qui sta rovinando, e quello non lo voglio neanche più nominare perché ormai sarei anche stufa a sentirmi parlare. Andiamo ad Abano, che è già più piccoletto, il bravissimo sindaco. C'è per esempio anche lui di co-housing non se ne parla, grande edilizia costosissima, un albergo in fallimento che comunque è ancora aperto per 500.000 euro, che è niente, lo hanno venduto, non poteva acquistarlo e farlo, che poi noi paghiamo l'affitto, non vogliamo di regalo niente a nessuno. Quello che voglio dire è che anche i sindaci, che comunque sicuramente i più vicini, però anche quelli sono inavvicinabili, de Padova non vi parliamo, ma anche gli altri. Grazie Paola, devo chiudere perché devo andare assolutamente in pubblicità. Grazie Paola.
presento subito Simone Padoan, esperto in rapporti commerciali esteri, così questa mattina vi ho promesso che porto sempre persone competenti, ascoltate bene perché spiegherà com'è la situazione anche dei dazi e questi rapporti con il commercio estero. Prego Padoan. La situazione è una situazione molto complicata perché di fatto ci troviamo in un momento storico in cui il presidente della maggiore economia mondiale, dopo 80 anni di un determinato tipo di modello economico che quel paese ha sponsorizzato come principale forma di gestione del commercio mondiale, ha fatto un'inversione a U, cercando di fare in modo che l'economia del proprio paese non sia più un'economia aperta, un'economia di stabilizzazione delle dinamiche globali, ma è un'economia chiusa, si dice un'autarchia, sostanzialmente un'economia che guarda se stessa al proprio mercato chiudendosi all'esterno, e anche isolazionista perché di fatto l'elemento politico della sua azione poi si va a contornare con questa dialettica, con questa narrativa in cui parla dell'acquisizione della Groenlandia, tutta una serie di azioni che servono per chiudere la frontiera del paese. La sua non è una scelta economica, è una scelta di carattere politico, difende quello che è stato il suo programma elettorale davanti agli elettori e lo sta mettendo in pratica con i metodi dell'uomo Trump, che sono metodi coerenti con se stessi in tutta la storia dell'uomo, perché di fatto lui dagli anni '80 si comporta esattamente in questo modo, quindi sapevamo esattamente cosa sarebbe successo. I segnali li aveva dati? I segnali li aveva ampiamente dati, era tutto molto prevedibile che sarebbe successo quello che è successo. Lo ritenevamo una cosa impossibile perché realizzare una dinamica che non è di dazi reciproci, ma è, come dice il Presidente dell'Europa, sono dazi universali e non sono nemmeno dei dazi, sono fondamentalmente una tassazione sull'importazione di qualsiasi cosa da fuori. È come la detonazione di una bomba nucleare, è una dichiarazione di guerra mondiale. Quindi dal punto di vista economico significa cercare di rovesciare l'intero sistema in una notte, che è un dramma che si ripercuoterà non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, con anche problematiche importanti non soltanto di natura economica, sono vite umane quelle che sono in gioco. Però quello che noi vogliamo capire, a chi gioverà questo gioco terribile? Perché qua l'obiettivo che io non riesco a parare. Perché lei mi ha detto gli americani lo hanno eletto, certo, ho detto io è vero, però è anche vero che per vincere in America ci vogliono una montagna di soldi. Tanto è vero, basta vedere le cifre che sono state dichiarate. E chi è che tira fuori questa montagna di soldi? La grande economia, i grandi miliardari, le persone veramente che hanno degli interessi enormi. E allora tu vinci in America, è la dimostrazione. In America i presidenti erano tutti straricchi, io non ho ricordi, e soprattutto queste costosissime campagne elettorali. Ma alla fine cosa deve fare la persona per farsi aiutare? Perché poi alla fine vediamo che gli interessi sono altri, non sono gli interessi del popolo, che forse adesso si rende conto, mamma mia cosa ho fatto, forse ho sbagliato. Ma c'è qualcuno invece che sta diventando sempre più ricco, ed è questo, e sono le multinazionali, tutta quella galassia, perché sono anche tanti che hanno in mano tanti di quei soldi da far spavento. Allora vogliamo capire, c'è il bene del mondo anche con le nuove generazioni, perché io vedo anche attorno a Trump non solo ottantenni, ma vedo anche figure molto giovani, e qua è da discutere chi sono queste figure, cosa decideranno di fare, perché se mettono in discussione tutta la democrazia che con tanta fatica è stata messa in piedi, questo fa riflettere, Padoan. Sì, allora, la questione dei poteri forti economici in questo specifico caso non sono dalla parte di Trump, hanno esercitato una pressione perché lui fermasse la sua iniziativa. Il compromesso è stato la sospensione dei dazi nei confronti di un po' tutto il sistema, tranne per la Cina, perché lui un punto doveva tenerlo. È una situazione transitoria, questa questione dei dazi non si risolve così. Ci dovranno essere ovviamente delle negoziazioni per cercare di arrivare a un punto di caduta che dia onore a Trump, perché questa è la sua mentalità. Questa operazione ha fatto del male a tutti,
alla multinazionale, così come anche al piccolo imprenditore da 0 dipendenti qua nel Veneto. L'ha fatta appunto perché ha una motivazione politica, perché lui sta ipotecando anche quella che non può essere eletto di nuovo, perché lui è arrivato al secondo mandato, ma evidentemente lui sta creando una strada per mettere il suo sarà la pupazzo consulta in in futuro. America che decide il secondo mandato? No, non c'è, perché è una cosa decisa, cioè è scritta sulla Costituzione, per cui di fatto non può in questo momento cambiare la Costituzione a suo favore, dopo 300 anni di Costituzione lasciata così. Oh, mai dire mai, sa? Mai dire mai. Dire mai. Infatti, questa è una delle problematiche della politica interna americana su cui c'è una discreta attenzione anche all'interno degli Stati Uniti. Per noi, per Sistema Italia, per l'Europa, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che in realtà quello che ha messo in piazza Trump in maniera molto plastica è una fragilità che è nata dalla mancanza di coesione del nostro sistema. Avevamo tutta la possibilità di prevedere cosa sarebbe successo, e io faccio l'esempio nel piccolo, no? Parliamo di vino. Tutti a dire va bene, ritocchiamo i listini, togliamo il 20%, poi mi giustifichi dopo domani, quando non c'è più quel dazio lì, come fai a rialzare il listino del 20%? Non lo fai più, hai perso il valore della tua produzione. Che cosa dovevi fare prima di arrivare a questa situazione, visto che sapevi che sarebbe... Beh, noi vediamo che il vino viene venduto per la quasi totalità, tranne poche aziende, in francofabbrica, ex-works. Significa che tu hai rinunciato già in partenza a fare attività di distribuzione, pianificare, fare impresa nella distribuzione. E non esiste solo il mercato americano è facile vendere perché gli piace comprare francofabbrica, perché gli piace avere il controllo dei propri canali distributivi. Ma il mondo è grande. Ci sono stati tanti mercati che erano interessanti che sono stati trascurati perché io non vado a spendere soldi per fare distribuzione, io vendo ex-works, la mia produzione è già tutta venduta. Qual è il problema? Allora hai messo la tua azienda nelle mani di un altro sì. E quell'altro adesso si sta prendendo a sberle in faccia. Bisognava fare una cosa diversa, bisognava fare più pianificazione economica, che non vuol dire sostituirsi all'imprenditore, ma dare agli imprenditori gli strumenti per capire che devono aggregarsi, per capire che devono scendere dal trattore, uscire dal capannone, fare comunella tra di loro e capire come andare sugli altri mercati insieme. E tutto questo, diciamo, adesso lo stiamo pagando. Non è che la Commissione europea non abbia detto queste cose nel tempo, è che, come si diceva anche in altri interventi, più lontana è la carrega, più l'impatto è difficile da far arrivare sul territorio. Allora i principi sono buoni, ma poi in mezzo c'è l'organizzazione della Commissione, c'è l'organizzazione dello Stato, c'è l'organizzazione della Regione, e poi all'interno della Regione ci sono tutti i sistemi che si controbilanciano, perché ci sono le associazioni di categoria, gli imprenditori, le associazioni terze che non vogliono far parte di quella di categoria perché io mi devo distinguere per il mio campanile, e il risultato è che poi si va a sfarinare questo sistema. Bisogna razionalizzare, bisogna essere più incisivi nell'approccio al mercato. Iole da Padova, ciao Iole. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Scusami, volevo solo attaccarmi, cara, al discorso che hanno fatto le altre signore per quanto riguarda quello che danno ai disabili o l'aiuto che danno alle persone che non sono visibili per niente, perché tu sai la mia situazione, per quanto tu fai non fai mai abbastanza e sei sempre nascosto perché in realtà nessuno ti vede. Sai che ho chiesto al sindaco di fare qualcosa in più di quello che stanno facendo ancora mesi fa, ho chiesto. A me ha risposto che la coperta è corta, che è molto corta, che purtroppo ci sono troppe spese in paese, che la coperta è corta sempre solo in queste situazioni, per i disabili come mio figlio, per i malati come gli anziani, per le persone che non si vedono in giro. Le persone scomparse, diciamo, perché non le vedi povere, e tra poco sto facendo la stessa fine anch'io. Però per le feste i soldi ci sono, per tutto, organizzare di tutto c'è, solo per loro non ci sono, solo per queste situazioni. Ci dicono che per trovare un posto sulle case di riposo dove nascondere in quelle strutture non si trova, quindi mettere le mani avanti. Io ho cercato, sono riuscita a trovare subito, sul giro di un mese, in 2 posti. Per nasconderlo non ci sto, Mirella, perché dovrebbero aiutare un po' queste persone, tu lo sai, non si chiede il mondo, metteteci qualcosa in più, quelli che sono davanti, cercate di ricordare che ci sono anche queste persone, queste famiglie, questi anziani,
questi bambini, questi ragazzi. In paese ne sono morti 2, messi come mio figlio, nati purtroppo con questa patologia in un anno. E i genitori sono straziati, hanno vissuto 40-45 anni, uno 20 anni con il figlio. Se tu li vedi, sono morti, e anche se i figli erano come erano, Mirella, erano loro figli, e il dolore è grande. Per gli altri non possono capire, però è così, aiutate sta gente, in qualche modo, basta poco. Allora Iole, aspetta adesso perché il sindaco ti deve salutare, anche perché deve andare via il sindaco Perenzin, perciò sentiamo cosa dice il sindaco a questa mamma, che a questo ragazzo, ecco, romano, che io ho avuto la fortuna di abbracciare. Gli ho promesso che avrà giustizia perché da sola non ce l'avrebbe fatta, gli ho affiancato uno studio legale, perché funziona così, in Italia non c'è niente da fare, per avere quei diritti che qualcuno gli aveva tolto, ma non bastano, abbiamo bisogno di servizi alla persona. Romano è su un letto che giace immobile, questa mamma diversamente giovane, anche lei diversamente abile, che se lo cura, che non riesce a trovare una struttura adatta alle condizioni di suo figlio, e lei non accetta che questo ragazzo, che per tanti anni ha accudito e lo sta ancora facendo, venga gettato in un posto, perché è proprio questo: ti metto assieme là e ho risolto il problema. No, non può funzionare così, noi abbiamo bisogno di strutture specifiche. Prego sindaco. Sì, perché c'è un lato umano che forse è la cosa più importante in questo caso, e quindi sì, mi rendo conto e capisco l'appello di questa mamma, perché comunque, come ha detto anche lei, è sempre tuo figlio, e quindi giustamente, a prescindere dal fatto che sia su un letto o che non sia su un letto, vuoi dare il massimo, come è giusto che un genitore faccia. Per cui è quello che si diceva prima, cioè l'impegno deve esserci costante, sempre a favore delle fragilità. Ma come fa Iole, che è anche diversamente agile, da sola, alzarlo, lavarlo? Sì. Questo è anche un ragazzo anche grande, ancora, cioè, con un peso, e poi sappiamo cosa vuol dire un peso morto, vuol dire 3 volte il peso. Come fa questa mamma, che, come ho detto, nella carta ha tutto, perché io mi sono informato, ho cercato di parlare col medico di famiglia, col sindaco, nella carta, ma nella realtà non arriva niente a casa di Iole. È questo il problema. Sindaco Perenzin, come ci saluta? Ma sarei rimasto qua volentieri ad ascoltare la questione dei dazi, perché è ovvio noi che andiamo avanti, se naturalmente Padoan riesce a fermarsi ancora un po', perché è importante. È ovvio che c'è una grande preoccupazione, anche ovviamente della cittadinanza tutta, perché è un tema insomma importante. Tra l'altro anche ieri parlavo con alcuni produttori, visto che prima si parlava del mondo del vino, e c'è grossa preoccupazione per questi dazi. C'è anche una grossa preoccupazione per l'instabilità anche che c'è, non solo a livello mondiale, ma anche del Presidente degli Stati Uniti, perché ogni giorno esce con delle dichiarazioni, insomma, per la quale anche i mercati abbiamo visto come rispondono, per cui questo è un tema sicuramente che deve essere affrontato dando una risposta forte e subito. Però ripeto, c'è una grossissima preoccupazione, quindi sì, è un bel impegno anche il vostro, per cui auguri anche per... Abbiamo un'altra telefonata, poi veramente saluto. Bagnoli in linea, vai. Ciao Mirella, ciao. Perché vedo il signore che sta parlando. Ciao Mirella, sono Pierina. Sì. Voglio dirti che lo sai che io abito qui nel paesetto di Bagnoli. Sì. Abbiamo cambiato sindaco, c'è una schifezza in questo paesetto, erba alta, marciapiedi che fanno schifo, sporchi, tutti i scarichi dell'acqua, Mirella, che sono tutti intombati. Sono andata a dire, non ne hanno aperti 2 e 4 sono ancora là con l'erba che esce dai tubi del scarico. Le piste ciclabili, Mirella, è una cosa, sono strette, tutte rotte, erba alta più di 50 centimetri che non si vede neanche la strada. Una porcheria, un paesetto trasandato. Però i paesani pagano, anche sulla mia pensione pago una volta all'anno il comune e non fa niente.
Non fanno niente. Grazie Ciao, Pierina, Mirella. devo chiudere assolutamente, comunque hai fatto bene, queste sono le persone del nostro territorio, di quello che hanno bisogno. Io non ho sentito dazi, non ho sentito niente, loro vorrebbero servizi alla popolazione, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Pubblicità. Anche Diotisalvi Perin, Imprenditori 2000, che sta cercando di portare avanti la storia, ma poi vedrete che anche con Adriano Caminotto, che sarà qui dopo di Padoan, per capire l'importanza della storia. Vedrete una cosa bellissima. Allora, Diotisalvi Perin, siamo con Padoan che sta cercando di spiegare il problema dei dazi, non bisogna anche prendere molta paura. Ecco, continuiamo allora Padoan, poi sentiremo anche questo imprenditore cosa ne pensa di questi dazi, l'America, la Cina, la Russia e chi ne segue. Prego. No, lui adesso, poi tu. Prego, Padoan. L'operazione di Trump, abbiamo detto, è un'operazione soprattutto di carattere politico, non ha una vera e propria spiegazione economica sulla scena mondiale. Bisogna anche mettersi un po' nei panni di questo signore, capire quali sono le sue logiche e sulla base di questo capire effettivamente quale impatto poi avrà nel futuro nei nostri confronti. Trump è un maestro della tattica, non è un maestro della strategia. La differenza tra tattica e strategia, entrambe servono per raggiungere un obiettivo. La strategia serve per costruire risultati che non esistono oggi, quindi guarda a lungo periodo. La tattica invece è quella di raggiungere un obiettivo immediato, disponibile, a condizione che si faccia qualcosa. Trump è sempre stato un tattico, è uno speculatore immobiliare, è uno speculatore finanziario. La sua tecnica, che peraltro è scritta anche nei suoi libri, è quella: io creo un problema per dare la soluzione e quindi negoziare sulla soluzione che io voglio. Il suo orizzonte non è quello del lungo termine, quindi di fatto la sua operazione in questo momento è rivolta ad avere un risultato immediato. Ha provocato il più possibile, come è nel suo stile e come avrebbe detto che avrebbe fatto, e adesso nasce la negoziazione che serve per stabilizzare la rottura che lui ha creato. Ci sono paesi che sono più pazienti, anche perché capiscono di più la logica di Trump, e il sistema europeo è tra questi. Tipo sistema europeo? Perché di fatto, voglio dire, non si è fatto prendere dal panico, è vero siamo preoccupati, però attenzione, adesso negoziamo, vediamo. Ci sono sistemi invece che sono un po' più orgogliosi, diciamo così, come quello cinese, che resiste, e resiste a ragione, perché di fatto il sistema cinese è molto legato all'economia americana, ma il sistema cinese guarda anche a altre aree del mondo dove ha grandi spazi, grandi mercati, per cui è vero rischia con l'America ma può compensare con altre situazioni. Quindi gli conviene alla Cina in questo momento a resistere, anche e soprattutto visto la posizione di punta che ha Trump nei confronti della Cina. Il nostro rischio nell'immediato: ci troviamo in un'economia divisa per blocchi, non sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare con le nostre merci, quale dazi pagare, la merce è ferma in magazzino, parte o non parte, abbiamo il trimestre da chiudere, la settimana da chiudere. Non facciamoci prendere dal panico, perché da qui alla fine della sospensione, di 3 mesi di sospensione, qualcosa viene fuori. Dobbiamo cercare di capire come compensare le partite. Che cosa significa per il Veneto questa cosa del 20%? Considerando che gli Stati Uniti valgono circa 9 miliardi sull'esportazione del Veneto, stiamo parlando di 1 miliardo e 400 milioni, di 20% dei dazi corrisponde a 1 miliardo e 420. Stiamo parlando dello 0,85% del PIL del Veneto. Quindi non è che stiamo parlando di una cifra terrificante, stiamo parlando di qualcosa che per alcuni imprenditori è un problema, ma che il sistema, se sa gestirselo, riesce a gestirselo. Ma se no il sistema non lo gestisce, il piccolo sopperisce perché è più fragile. È qui che viene richiamata la responsabilità politica della pianificazione economica politica, perché non si può pretendere di gestire le regioni semplicemente distribuendo un po'
di soldi per fare delle attività di promozione, bisogna fare anche delle attività di pianificazione economica, che non vuol dire sostituirsi all'azione dell'imprenditore, vuol dire affiancare l'imprenditore. E questo, diciamo, ci sono delle regioni che sono un po' più strutturate da questo punto di vista, l'Emilia-Romagna è un esempio di eccellenza in Italia, e altre regioni che invece sono meno strutturate soffrono di più perché hanno investito di più su promozione e meno sull'accompagnamento della struttura imprenditoriale. Quindi di fatto è una responsabilità anche politica. Allora, Salvi Perin, come commenta le parole di Padoan, lei come imprenditore, soprattutto anche con una storia molto importante alle spalle? Prego. Beh, cosa dire? Purtroppo la situazione politica ci sente tutti instabili, perché siamo instabili, diciamo, in bilico, diciamo, ora per ora, giorno per giorno, sì, giorno per giorno, ora per ora, bastano nulla per cadere, insomma, ecco, quindi le attività nostre, abbiamo visto in passato cosa è successo, quante aziende sono saltate, quindi oggi sei stabile, ma in questa situazione è troppo, una roba pazzesca quello che si sta creando adesso, siamo ancora all'inizio del punto, adesso sì. Il dottore qua, lui è esperto di cose, però deve venire in azienda per capire come si muove il materiale e tutta la cosa, quindi non hai nulla di certo, questa è la situazione purtroppo. Però si parlava anche della difficoltà dell'imprenditore di fare squadra, di mettersi assieme, di capire, di colpire un mercato che può essere anche appetibile, ma in tanti, non da solo. Prego, Salvi. Ma come fai? Guarda, io quando sono partito con l'attività, prima con le associazioni artigiane, però ti muovi fino là. Dopo c'era l'API, che era entrato anche Panto, eccetera. Dopo l'API è stata mangiata da un'industria e quindi anche lì quando entri in queste grosse situazioni non puoi fare niente, sei praticamente un piccola realtà ma che non hai nessuna forza, questa è la realtà. Dopo, sai, le banche e tutto quello che succede, quindi capiamo cosa ci è successo qua nel Trevigiano con le banche, anche quando la tua situazione magari è florida, eccetera, della tua azienda e tutto quanto, dopo abbiamo visto il tracollo delle banche e hanno trascinato tutti in baratro, quindi ragazzi è difficile parlare di far squadra in questa situazione qui. Padoan? Purtroppo spesso quando parlo con le imprese, perché purtroppo in azienda ci vado, nel senso che è proprio il mio mestiere quello di cercare di capire come aiutare l'imprenditore ad andare verso l'estero, perché mi occupo ovviamente di mercati esteri, e molto spesso io mi trovo davanti all'imprenditore che non esce dal suo capannone o che non scende dal suo trattore, pur avendo anche dei volumi di fatturato abbastanza importanti. Qui abbiamo l'esempio di un imprenditore che ha fatto associativismo, ne ho fatto anch'io per 16 anni all'interno proprio della Confapi, tra l'altro a Venezia, e anche lì, voglio dire, già da dentro l'associazione vedere l'imprenditore che ti arriva è anche difficile, nel senso gli uffici spesso sono vuoti, bisogna andare in azienda per fare in modo che l'imprenditore ti parli. Purtroppo fare azienda non vuol dire stare al tornio o stare sul trattore, fare azienda significa fare anche quello, c'è un'altra metà, che è un'altra metà del tuo tempo, dove tu devi fare l'attività commerciale vera e propria. L'attività commerciale è anche fare relazioni, è anche capire chi sono i tuoi partner sul territorio, incontrarli, parlarci, decidere di fare delle attività insieme e investire anche dei soldi su queste attività qua. Non ci si può limitare a fare la produzione. Purtroppo il Veneto è nato come contoterzista ed è rimasta un po' diffusa come mentalità quella del contoterzismo, la mentalità del mezzadro nel settore agricolo. Bisogna uscire da questa mentalità, è una necessità quella di fare sistema, ma non è una teoria, è io, te, lui, ci troviamo a cena insieme e discutiamo di come oggi decidiamo di mettere dei soldini per andare in Vietnam, per andare in Brasile, per andare in quei paesi dove c'è un mercato che sta crescendo e dove non siamo presenti. Però Padoan, io condivido in parte quello che lei dice, però condivido anche quello che ha detto Salvi Perin, cioè o lavori o fai questo. Chi è che doveva stare nel mezzo e portare e accompagnare questo imprenditore che non era preparato, non l'hanno preparato a fare questo? Le associazioni di categoria
molti anni fa, quando sono partite, erano partite anche bene, poi hanno fatto il loro interesse, non interesse dell'associato. Tanto è vero che io, quando ho questi ospiti, adesso stanno un po' cambiando le cose, però il vissuto che hanno non è stato quello dell'aiuto di queste associazioni, che avrebbero dovuto investire nell'impresa, accompagnare questo imprenditore dove si stava aprendo la globalizzazione. Lui non poteva lavorare e fare anche questo, loro pagavano per essere associati, l'associazione accompagnarli in questo percorso, ma non è stato fatto. Tante sigle, mi sembra essere il mondo del volontariato, tante sigle, tanto tutto, ma alla fine la solitudine totale. Gli imprenditori che si sono suicidati, Padovan, si sono suicidati perché nessuno li ha supportati, tantomeno le banche. Chi era che doveva muoversi per proteggere questi imprenditori? Le associazioni di categoria, i sindacati, la politica, tutti silenzio. Tutti in silenzio. E allora cosa ha fatto questo imprenditore? Perdendo la sua dignità, perché è questa che ha perso, la dignità dell'uomo, la dignità del suo lavoro, si è suicidato. Allora dovremmo arrivare un'altra volta a questo per far capire alla politica e le associazioni che devono intervenire, devono supportare. Anche ieri ho sentito, noi mettiamo i soldi, ma chi lo sa questo? Ma se non vengono qui a Sveglia Veneti, chi lo sa questo? L'imprenditore, capisce Padovan quello che voglio dire, deve essere accompagnato, non è preparato. L'ha detto lei, eravamo un mondo piccolo, fatto di artigianato, perché abbiamo la creatività nel sangue, non c'è niente da fare, però le multinazionali se lo sono mangiati. Perché? Perché hanno capito che noi gran lavoratori, ma dopo ci fermiamo là, perché non abbiamo fatto impresa. Chi doveva insegnarlo, Padovan? Ti faccio un po' un esempio di quella che è la mia vita personale. Io ero un imprenditore, avevo un'azienda con 15 addetti e sono un imprenditore fallito perché la mia azienda è andata in bancarotta. Non mi sono suicidato. È vero, la mia dignità in quel momento è stata mangiata, ho perso tutto il mio patrimonio personale, compreso anche l'automobile che è stata portata via, okay? La mia automobile personale, perché tutti i miei debiti erano controfirmati da fideiussioni. Però mi sono alzato in piedi, avevo dalla mia parte il fatto che avevo una giovane età all'epoca, e mi sono rimesso a fare un nuovo tipo di mestiere. Il mio fallimento è nato in una epoca della crisi del 2010, per il fatto che io ero un'azienda monocliente e il mio cliente non mi ha più rinnovato i contratti. Come quello che si è successo. Ho fatto lo stesso errore che hanno fatto tanti altri imprenditori. È stata colpa mia in buona parte, perché avrei dovuto fare in modo che la mia azienda non fosse legata ad un unico cliente, faceva il 70% del fatturato con questo cliente. Dovevo andare a diversificare, dovevo impegnarmi di più sull'attività commerciale. Ed è quello che io racconto adesso agli altri imprenditori. Guardate che vi succede questo. E l'ho imparato io. Ho fatto 16 anni di attività all'interno delle associazioni di categoria, cercando di raccontare agli imprenditori che devono fare questo tipo di attività. Le associazioni di categoria non li stampano i soldi, le quote associative che ricevono sono ridicole, se le pagano, perché molti imprenditori, tanti, la maggior parte, la quota non la paga all'associazione di categoria, perché non è vincolato a iscriversi all'associazione di categoria. Ci va perché ti fa la rappresentanza sindacale e allora in quel momento ti paga. Ci va perché fa il progetto finanziato di formazione e allora in quel momento lì ti paga. Ma per il resto del tempo non ti paga più. E quindi l'associazione di categoria, soprattutto poi con la crisi del 2010, il passaggio tra il 2007 e il 2014, si sono trovate ad avere strutture e non avere entrate. E molte associazioni di categoria hanno dovuto cedere le proprie attività, si sono aggregate proprio per questo motivo, perché non riuscivano a pagare i loro conti interni. È un sistema che va rivisto e qui c'è una responsabilità da una parte dell'imprenditore, io ho sbagliato e devo capire come risolvere il mio problema, e anche della politica che deve capire che non intervenire nell'azione dell'imprenditore non significa non accompagnarlo. La pianificazione economica non è una cosa da cui ritirarsi, è una cosa da fare in maniera intelligente. Vede, e dopo voglio sentire anche Dio ti salvi, io non sono di questa idea, Padovan, io sono dell'idea che le associazioni di categoria, meno strutture importanti, meno uffici, meno quadri, meno cristalli e più suonare i campanelli delle aziende, andare nelle aziende, quello che ha fatto lei, insegnare, capire,
non che l'imprenditore, il piccolo, dovesse andare in sede, erano loro che dovevano spostarsi, ma chi se ne frega della grande sede. Io sono entrata, ho chiesto con un imprenditore che lo aiutassero e non chiedeva grandi cifre, a bussare col cappello in mano, qui perdi la dignità, Padoan, l'ho provato io con un imprenditore che ho avuto ospite anche l'altro giorno, porti in faccia chiusi, uffici megalattici, impiegati a destra e a sinistra, ma chi se ne frega? Tu devi venire in azienda, devi aiutarmi, farmi capire che il mondo sta andando avanti, me lo devi insegnare tu, non devo venire io, non devo venire io. Cosa ne pensa Perin? Ma questa è purtroppo, io con l'associazione artigiani della Marca di Conegliano, difatti hanno messo su dei palazzi, delle cose di vetro, eccetera, ma ho detto, ma cosa fate? Li dovete rispecchiarvi dentro in questi uffici, eccetera. Voi dovete scendere e andare a trovare l'artigiano, parlare, e da lì ho cambiato appunto associazione, sono passato all'API, lì abbiamo cominciato attività importanti spingendo, abbiamo fatto i primi viaggi a Singapore, quindi ho cominciato a fare le prime forniture a Singapore, ecco, andare in giro nel mondo, e quando ti vedi un'apertura, quando siamo arrivati a Singapore c'erano la bellezza di 180 gru della Comedy di Belluno, arrivi lì a Singapore e dici ma guarda che mondo. Però anche queste non sono state aiutate, la Comedy è fallita, una grossissima azienda che era colossale. Quando io andavo a fare le prime fiere a Verona, voglio dire che arrivavano lì questi bellunesi, ma è avanti così, perché anche in questo discorso qui con l'API, dopo che è stata mangiata da un'industria, è franato tutto, e devi arrangiarti te da solo, andare avanti, c'è poco da fare. Allora Padoan, come ci saluta? Lo lasciamo libero anche Padoan perché deve entrare anche un altro ospite, siamo molto movimentati questa mattina, prego Padoan. Mantenere sangue freddo in questo periodo, non è il momento di farsi prendere dal panico, è difficile tenere la merce in magazzino, è un problema per tutti, alcune aziende proprio non possono tenere perché il ciclo commerciale non ti permette di tenere la merce in magazzino. Attenzione però a buttare subito giù i listini, ci vuole un attimo di riflessione e soprattutto cominciare a fare un po' di pianificazione per diversificare i mercati, perché ci sono tanti mercati che non sono stati opportunamente esplorati e che sono disponibili, su cui ci vuole un certo investimento strutturato per poterci arrivare, ma che sono comunque premianti. Grazie veramente a Padoan per essere stato anche così esplicito e anche ci ha fatto capire come sta andando. Ecco, l'importante è non seminare tempesta, non seminare vento per raccogliere tempesta. Ecco, questo speriamo, perché mi sa che stanno seminando molto vento e devono smetterla, perché sennò raccoglieremo veramente tempesta. Non bisogna cadere nella trappola. E non bisogna cadere nella trappola. Allora andiamo a vedere il nostro ospite prima di salutarlo, Roberto Caballisti, che salutiamo, andiamo a vedere questo video e facciamo entrare un altro ospite. Vediamo il video di Caballisti. Buongiorno Mirella. Buongiorno carissimo, vediamo se parte il video che ci ha mandato. Non le foto ma il video. Ma non è mica finita! Mamma mia! Ma dai, leggimi cosa hai scritto. Il giorno dopo Roberto è fuori a tenersi, mi tenevo in forma e all'improvviso arrivo Giovanni è un grande giocatore di baseball di Francia. E questi due giocatori si sfideranno a una partita di baseball. E chi sono io? No, cioè mi hai messo Francia, Italia. Che chicca! E ora si va di qua. Ma io ero arrabbiato qua. No, è perché ero voleva vincere. sotto sforzo, stavo facendo fatica, vero? Dillo, spieghi quali. In realtà volevi vincere e eri arrabbiato perché volevi vincere, capito? Hai ragione. Ecco che comincia la partita e vince ancora Roberto e Giovanni perde.
E Roberto disse a Giovanni: bella partita. E Giovanni disse a Roberto: possiamo essere amici? Certo, certo, perché lo sport ti fa tanti amici. Fine. E saluto Roberto Caballisti, atleta olimpico. Buongiorno, come va Caballisti? Bene, grazie Mirella, è tutto bello, è bellissimo questo video perché incontra praticamente la neurodivergenza con il problema dell'autismo, e quindi questi ragazzi sono 3 fratelli che sono tutti e 3 autistici, e la famiglia stessa, mamma e papà, fanno parte della categoria degli autistici, quindi è stata un'esperienza molto, molto bella, e tuttora in amicizia con questi ragazzi. Senti Roberto, quello che volevo chiederti, io sia ieri sera a Focus che questa mattina, ma quasi tutte le mattine, sono indignata per il comportamento che la politica sia nazionale che regionale, ma anche provinciale, tiene e sta tenendo col mondo dell'associazionismo, con questo mondo del volontariato che fa sempre più fatica a resistere se non sei proprio strutturato nel vero senso della parola. Ecco, questo mondo del volontariato che è diventata per la politica un'impresa a tutti gli effetti. Dobbiamo pagare per fare i volontari, dobbiamo girare col commercialista, e soprattutto queste famiglie che non hanno punti di riferimento perché mancano strutture, mancano persone educatori preparati. Come vedi tu la situazione, Roberto? Io la vedo praticamente nel mio lavoro quotidiano. Io faccio l'istruttore di scuola guida e mi trovo spesso e volentieri, ho avuto 4-5 casi di ragazzi con forme di autismo vario, e naturalmente ho dovuto, un po' con l'esperienza che ho fatto con questa famiglia, dovermi adattare a delle situazioni dove naturalmente non siamo preparati ad accogliere, non dico qualsiasi diversità che noi abbiamo in ambito quotidiano, ma non riusciamo noi stessi a capire quali siano queste persone che abbiano bisogno di un aiuto. Naturalmente lo Stato in questo si sta svegliando adesso e qualcosa sta facendo, però c'è un divario molto, molto ampio e le persone non sono preparate a capire questo. Io che non faccio di mestiere questo, io ho un libro, L'autismo spiegato ai non autistici, quindi di conseguenza mi sono impegnato personalmente, visto che nel mio lavoro incontravo queste situazioni, e purtroppo non hai un ritorno dallo Stato, o anche la capacità di comprendere queste situazioni. Quindi vedo queste famiglie molto in difficoltà proprio perché hanno bisogno di un'assistenza quotidiana, e non è una malattia, quindi di conseguenza è una conseguenza di una nascita che ha determinato una difficoltà nell'apprendimento, quindi bisogna stargli dietro moltissimo. Però ho visto dei risultati notevoli in questa famiglia, perché sia la mamma che il papà, avendo anche loro una forma di autismo molto magari meno marcata rispetto a uno dei 3 fratelli, sono riusciti a creare queste situazioni dove abbiamo visto questi ragazzi che addirittura mi hanno scritto una dedica parlando dello sport, e lo sport in questo dovrebbe aiutare notevolmente questi ragazzi. Ti ringrazio Roberto anche per supportare quello che dico tutte le mattine, ecco, perché noi veramente siamo anche stanchi di chiedere l'elemosina. Dobbiamo capire che il dopo di noi, di queste famiglie, ci deve essere con strutture, con persone adeguate, preparate, con dei grandi professionisti. Non mancano, però bisogna assumerli. Però per assumere queste persone i soldi non ci sono mai, e allora mettono davanti la burocrazia, così ti fermi e non si va da nessuna
nessuna parte. Allora adesso presento anche Adriano Caminotto, guardate cosa ha portato questa mattina Adriano Caminotto, questa meraviglia di nave, adesso vediamo se riusciamo a inquadrarla, questa passione che lo accompagna, eccola qua, guardate, ecco in televisione non so come venga, ma qui davanti a noi è veramente una meraviglia, adesso un po' alla volta la vedrete. Allora Adriano, questa passione quando nasce? Forse è l'influenza di Salvi Perin? Una rovina, nel senso che si sentì spessissimo noi le mura un giorno con Maria, era lo scafo, tutto, c'era solo lo scafo, e fa vada qua, quello visto nella porta via tutto, che mi qua proprio no. Ecco, stanno facendo i particolari, guardi no, la nostra regia che brava. Sì. La insistio molto, va bene, intanto se ne va, dopo vedremo. E infatti l'ho portata dentro la passione di lavorare il legno. È un bel laboratorio a casa, con le mie macchinette. Certo. E l'ho messa là, è passato mesi, non lo guardava. E dopo cominciare perché era veramente, c'era solo lo scafo. Solo scafo. Solo lo scafo, tutto il resto mancava, è stato rifatto in quasi un anno. Diciamo anche il nome di questa meraviglia. Non mi ricordo, Strasburgo. Sì. È una nave francese da guerra, sì. Come te vede. Guardatela bene. Il sopra non c'era nulla. Dopo, quando che ho cominciato a fare i pezzetti, praticamente non sono in grado di calcolare in scala, perché è fatta in scala. Allora fai dei pezzi, ma io ero massa grande, li buttei via. E devi fare, perché chi l'ha fatta a suo tempo l'ha fatta in scala, almeno io ero in grado di calcolare bene, e quindi molti pezzi sono stati buttati via. E dopo continuai a telefonarmi, che è pronta, wow. Alla fine, non so se ti si andata a Goivo, l'ha messa là, insomma è stata una bella festa, sono stato contento, andavo 2 mani al presidente Zaia, e così l'è andata. Avete capito perché Adriano è qui questa mattina? Per far capire la creatività che c'è nel DNA, ma chi se ne frega della laurea, del titolo? Io ho la creatività nel DNA e ti faccio vedere cosa riesco a fare. Questo è l'imprenditore illuminato, l'artigiano illuminato che non si ferma di fronte a niente. Salvi, come commentiamo? Allora, Adriano aveva bisogno di un po' di supporto. Ho ripreso tutta la tematica dello scafo eccetera in miniatura e gli ho portato tutte le fotografie con le misure esatte eccetera, quindi tutti i pannelli con il progetto di questa nave che abbiamo esposto appunto alla fiera di Godega Sant'Urbano appunto nel coso. Però Adriano è straordinario perché intanto ha fatto tutto questo lavoro gratis, quindi grazie ancora Adriano, perché immaginarsi fare un lavoro del genere è una roba pazzesca, ma lui è anche presidente del museo, dopo lo dirà insomma, ma intanto 1 anno, 2 anni fa, qui prima di questo, mi ha restaurato, io ho preso da un museo 500 tra radio e gramofoni, una roba spettacolare, ma radio che partono ancora da Marconi, eccetera, e lui li ha smontati tutti e puliti e controllati tutti e li abbiamo tutti incelofanati con il suo prodotto dentro, eccetera, che sono pronte, che aspettiamo se l'amministrazione di Suregana ci come dà stanno l'ok le cose per partire. Abbiamo portato un plico di carte proprio lunedì e quindi adesso siamo proprio ai sgoccioli per dire o facciamo là o facciamo un'altra parte, c'è poco da fare, ragazzi. Allora Adriano, questo artigiano si parlava anche prima che doveva essere accompagnato in veramente in un progresso che arrivava sempre più velocemente, questa globalizzazione. Ecco, cosa vuoi dire Adriano? Ma mi sarebbe tante robe, voglio dire, ma quando è che mi trovo qua non mi ricordo più niente, nel senso, quel che dice lui, la passione la sapevo da ragazzo, da cioè mi vede come certe frasi che diceva certi personaggi e mi dava fastidio. Comunque tornavo a militare, sono di fabbrica e in fabbrica ho 25 anni in linea. Poi c'era nella nostra fabbrica, noi facevamo carrelli portaspesa
contenitori per supermercati, tutte quelle robe là. Tu presenti un carrello portaspesa, nelle matassa di fili di ferro, mettevo il ferro e lo costruivo con queste mani qua, da nulla. Poi erano i rappresentanti che andava a presentarlo e ci aveva commessa. E io sempre arriva a un certo punto la direzione, quello, prototipi, costruivo prototipi. Hai capito? Con la mia testa. E poi il prototipo, e a un certo punto mi ricordo una mattina si presenta la direzione e mi fa venga sopra stasera, quello che c'era che faceva prototipi andava in pensione. Abbiamo deciso, ci siamo informati che lei è la persona più adatta a prendere quel posto. Non ti la domanda alla laurea, Adriano? No! Allora il mio offre caffè e che fai? Vabbè, signor, vai là, 8 mesi. Se costa te che non sono in grado di svolgere il lavoro, torna in linea. Vabbè, là svolto il mio lavoro, che era la mia passione è stata quella. Ho realizzato delle robe bellissime, contenitori per la Perugina, panchine per aeroporti, tutte queste mani qua, che poi hanno venduto, hanno commesse. E mi ricordo che passa un po' di mesi, la mattina sei fuori all'aggregatore del caffè, fuori all'officina del caffè. Arriva la direzione, buongiorno, che fai? Ma se ricordo io che te ne manca, ma sa bene, te sì è il massimo, va bene, ma se ricordi io direttore che mi aveva detto che mi aveva ridata, e quindi sono diventato da operaio terzo livello, operaio e quinto livello di prima categoria, quindi c'è stato anche e mi l'ha fissato di pensione, è stata la mia, e dopo il museo. Il museo comincia a raccogliere, prima con la festa della trebbiatura, mettendo a posto, non era prima questa, una trebbiatrice degli anni 50, che ho messo 1 anno e mezzo, a rimetterla in funzione. E dopo è stato fatto nei paesi, che sono già sarà 20 anni di festa delle trebbiature, in costume c'erano migliaia di persone che venivano. Senti Adriano, tu hai parlato di operaio, ero operaio, la creatività anche dell'operaio, come si può tirarla fuori, trasmettere? Io sono convinta che anche i nostri ragazzi hanno questa creatività. Il problema è riuscire a tirargliela fuori. Chi dovrebbe fare questo? E secondo te, far toccare con mano questi ragazzi quello che è veramente il lavoro, ecco, la professionalità, la passione, cosa dici? Mi sono stato sorpreso quando che, sempre a proposito di questa roba qua, mi non ho fatto nessuna domanda in direzione per poter occupare quel posto. Quindi la mattina addirittura aveva scrivania col telefono, doveva essere sempre in contatto con l'ufficio tecnico, perché se andava avanti assieme, perché loro avevano i disegni. Certo. Una mattina togli il caffè e come al solito lì operai come da che va a tosse caffè ai DS. Allora togli il caffè e arriva 2 o 3 operai della produzione di tosse caffè. E mi fa, lei chi? Mi sono restato. Perché? Chissà che domande che ti ha fatto per occupare il posto là. Allora mi caschi dai nuovi nel momento là, certo. Quando ti mette così. Però in Madrid ho costato 30 operai, perché eravamo in 75, che aveva fatto domanda per occupare quel posto là. E la direzione, cosa ha fatto? La chiamava Adriano. Che non aveva fatto domanda? Allora, Perin, cos'è capire, ecco, le persone che hai nella tua azienda, ecco, soprattutto fargli capire che non sono numeri, sono persone e chi è bravo deve essere valorizzato. Ecco, la meritocrazia che non c'è in politica, però che dovrebbe esserci nei posti di lavoro, specialmente nei posti di lavoro dove tu tocchi con mano quella che è la realtà del personale che hai, perché l'azienda diventa grande sì all'imprenditore ma anche all'operaio che lavora. Cosa dici? Beh, certamente comunque è importante anche la famiglia, discorsi, ecco, quindi noi come azienda
con mia moglie dall'ufficio, siamo partiti, i figli Simone e Davide girano all'estero, adesso fai conto che abbiamo fatto appena finito, siamo in fiera a Monaco, quindi col Baum a Monaco, quindi la più grossa fiera mondiale, quasi insomma. Siamo al Vinitaly, siamo stati appena adesso finito il Vinitaly perché abbiamo anche azienda agricola, quindi siamo interessati. Naturalmente deve dare spunti anche a chi ti segue in azienda, devi sapere le lingue, perché se oggi non sai le lingue sei niente, quindi ho Davide che quasi ogni giorno è a cavallo dell'aereo, devi girare il mondo, c'è poco da fare se non ti fai conoscere, quindi io invito insomma gli imprenditori di non scoraggiarsi, insomma bisogna affrontare il futuro con impegno e fiducia, questo è importante, insomma. Quindi divulgare i tuoi prodotti, farli conoscere, e lì devi avere anche un attimo di fortuna di vedere come va. Bisogna vedere la politica in questo periodo come va, quindi adesso questo periodo qua la politica non va tanto bene, vediamo anche in regione qui che anche qui succedono queste discussioni e quant'altro, quindi, però i politici anche qua devono portare avanti le nostre attività, eccetera. Io mi lamento sempre quando passo una bellunese, spesso io vado in Alto Adige, no? Passo una bellunese e vedo, ma ostia, ma com'è possibile? Qui hanno ancora i tetti, il 70% delle case hanno ancora i tetti con i bandotti della lamiera, sono bandotti di lamiera nera fatti dai fusti degli americani che portavano qui per la guerra la benzina e il gasolio, no? Ma questo... Vuoi che adesso il nuovo presidente che andrà su della regione non faccia una legge per dire mettiamo a posto tutte queste case? Bisogna fare qualcosa, perché non può essere un degrado del genere. Cortina è bella, Araba può essere bella perché lì hanno lo sport, hanno praticamente lo sci eccetera, ma tutti gli altri paesi sono in miseria nera, sono. Quindi io spero che se entrerà adesso appunto De Carlo eccetera, che faccia una legge, qualcosa per aiutare. Sei per il cambiamento, allora Salvi tu? Beh, ma mi pare che è uscito sui giornali, io mi dispiace, non vorrei aver detto adesso una cavolata contro Zaia, perché con Zaia siamo amici e vado bene, ha fatto delle belle cose, quindi certamente, però ci vuole un cambio di passo, ci vuole un qualcosa di nuovo, quindi Bellunese fino a 20 anni fa avevano ancora il vaso da notte sotto i letti per la pipì, insomma ragazzi. Quindi, il mondo va avanti? Sì, quindi bisogna entrare su una sfera diversa, insomma, per farsi conoscere nel mondo. Occorre le ferrovie doveva essere che va a Cortina come un metro, diciamo, via vai i treni, adesso invece sono fermi 4-5 mesi perché devono elettrificare un pezzettino di linea. E allora la gente quando arriva all'aeroporto di Venezia cosa fa? Che va ai mondiali di Cortina, prende il treno, va fino a Conegliano eccetera, si ferma a Calalza con tutte le fermate, ma cosa prende? Va nell'autobus per andare a Cortina, non puoi fare così, oggi ci vuole robe veloci, quindi il treno va bene questo qua, però con tutti i scambi, ma che sia una linea veloce che arrivasse a Cortina. Perin vuoi fare l'aeroporto, perché io fermo tutto, perché l'idea era di fare l'aeroporto Perin. E ora per fare l'aeroporto bisogna fermare i treni. Sentiamo Cabalisti, cosa dici? Ecco, questi imprenditori, hai sentito questo operaio con questa creatività, Perin, poi ti faccio vedere cosa ha fatto Perin, cosa ha portato da Resana, poi vi faccio vedere, vai Cabalisti! Ecco, naturalmente hanno pienamente ragione perché siamo fermi in tutto e quindi di conseguenza non andiamo avanti. Il progetto del no chiaramente ha devastato tutte queste innovazioni. Dobbiamo anche capire che abbiamo bisogno di, come diceva appunto l'ospite, che dobbiamo essere molto più veloci ad arrivare in tutti i punti che sono strategici per noi per andare avanti con la nostra economia, e naturalmente su questo c'è una continua diatriba politica che fa solo del male e naturalmente non riusciamo ad andare avanti. Noi abbiamo un'Italia naturalmente che ha il pregio di avere tutta la storia degli antichi romani e così via, ma dobbiamo anche pensare al futuro e quindi di conseguenza avere delle innovazioni su tutto questo, e sulla stessa cosa anche il rapporto con le persone quotidiane dovrebbe essere meno di litigio e più di prestigio, quindi di conseguenza
avere un po' di più di collaborazione con le stesse forze politiche, ma è un lavoro che quotidianamente combatte sulla piazza su cose che magari dovrebbero essere sulla piazza condivise e portate avanti per migliorare l'Italia in primis. Allora, sentiamo anche Adriano Caminotto. Adriano, cosa dici di quello che ha detto prima anche i cabalisti, anche di quello che ho detto io? C'è qualcuno che ha altri progetti? È quello il grande problema che abbiamo. Avevamo i porti più belli del mondo, sono tutti chiusi, dobbiamo solo fare la quarta, la quinta, la sesta corsia e chiudiamo tutto. Adesso anche i treni, perché ci sono gli aerei, poi andremo nello spazio, perché mi sembra che i progetti... Anzi, c'è già un'autostrada nello spazio e qualcuno ci sta già arrivando. Cosa dice Adriano? Ma mi vede tutti i giorni, allora, almeno me, se ho qualcosa perché mi sono data da fare nella vita, in tutte le maniere, addirittura la casa me la sono fatta io. Per quanto riguarda il resto, io ho un amico che ha 1300 dipendenti, che è nato anche lui a Boccafossa, e ogni tanto ci chiamiamo e se contiamo storiette perché con 1100 ha anche una bella età e mi domanda ma come va? Così anche mi domanda come va. E allora lui mi racconta che la mattina arriva in ufficio e ha un pacco così di domande. Sì. Allora mi passa capo una, questo vuoi fare il direttore. Una domanda a fare il direttore. Diciamo a casa. Questo rappresentante, che altro è il capo, a fine fa, ma allora in linea vai a lavorare, cioè, e dopo si presenta avanti, allora uno, noi vuole, attenzione che siamo in tempi per i lo sa, noi vuole far turni, noi vuole lavorare di notte, noi vuole lavorare di sabato, e insomma tutti no. E sto industriale fa, ma io ho bisogno che alla fine giornata l'operaio mi butta fuori a 1000, 2000, cioè quel che lì, e da là mi fuori tutto, cioè quei pezzi là a fine, lui quando mi vende il generatore gli fa un prezzo e dentro là è tutto compreso il guadagno. E lui mi dice sempre che non sa cosa fare perché non riesce a avere. Addirittura neanche gli operai, ti diceva prima, ne si appassiona come me al posto di lavoro. E mi interessa soltanto che passi le ore e stipendio e sto. Perché me, quando ero in linea, tornando alla fabbrica, insomma, se la macchina si inceppa, cioè addirittura gente nel gabinetto si sentiva, aspettava che il capo, il quale aveva molte macchine da controllare, e invece mettere le sue mani o c'è molte per tenere, perché mi vedo sempre il pallino di metà mano, moltissime volte riuscì a far partire la macchina, quindi il capo, qui. Adesso io sono in pensione da tanti anni, ho un nipote, sono contento perché ho un nipote che ha 24 anni, perito agrario, la stessa passione mia, anzi di più di me. Pensati, vedi? E mi chiama sempre zio, lui a casa ha moltissime cose, perché sono un autodidatta. Mi smonta una macchina, ho smontato un cingolato, l'ho smontato, rifatto, rimontato e dopo 8 ore mi si moto. Questi sono i nostri geni, non c'è niente. Ecco, io li porto qua, avete visto che li abbiamo e che possono ancora insegnare. Ecco, è questo che volevo capire. No, prima sentiamo Carlo da Noale. Vai Carlo. Sì, ciao Mirella. Ciao. Scusa, ti sto addosso perché ho bisogno. Sì. Senti, io sto sempre quella via Mestrina che transitano i camion, da eliminare una corsia, no? Ma eliminare la corsia bisognerebbe spostarla dalla parte opposta del canale. Ho chiesto ai 3-4 comuni e invierò anche dati, ma col tuo supporto, che ho a che fare con 4 comuni, non il mio, è della provincia, della regione e dopo non so di chi. Io ho 10 famiglie che non possono andare a casa causa la ruota dei camion. Ecco, ma sono camion grossi, non sono camioncini, ecco.
Inviterò il sindaco di Noale, allora Carlo inviterò il sindaco di Noale per primo e sentiremo come risponderà, ecco dirò, anzi chiamerai in diretta quel giorno, tanto so che mi segui e sentiremo cosa ti risponde, perché io al momento più di chiamarti i sindaci e dare le risposte non saprei cosa fare, però è un tema di sicurezza che va sicuramente trattato. Grazie Carlo. Allora Salvi, cosa diciamo di questa imprenditoria, di questa creatività? Io sono dell'idea che abbiamo visto anche i bambini prima che ha portato il nostro Roberto Caballisti, di metterli assieme, cioè dobbiamo iniziare da piccoli, appassionarli a qualcosa, perché è inutile che questo imprenditore mi dica non trovo più personale che faccia questo lavoro. La passione la devi cercare prima per arrivare all'obiettivo finale, che è quello di aver appassionato il ragazzo con qualcosa, ma finché i genitori a 4 anni, 5 anni gli danno l'iPad, il telefonino, ma dove vuoi che si appassionino questi ragazzi? Ma dove vuoi che si appassionino? Che tutti i messaggi che arrivano è solo di ragazzi perfetti e basta. Cioè ci rendiamo conto che non è colpa sua, o sbaglio Perin? Beh, indubbiamente bisogna che frequentino i corsi scolastici, eccetera, è tutto basilare lì. Le scuole professionali. Anche eravamo lì a Godega con la mostra, c'era vicino la scuola Lipsia di Conegliano o l'ITIS, eccetera, ecco lì era dove si comincia a fare formazione, che si comincia a vedere interesse. Lì per esempio il campo mio, per esempio la meccanica o il campo elettrico, eccetera, e quindi anche noi nelle nostre squadre che abbiamo di operai sono tutte persone che arrivano da queste scuole, quindi li vedo appassionati. Io ringrazio tutto il personale che abbiamo, che ci dà dentro, perché devi coronare tutto, perché dopo alla fine devi accontentare il cliente, che deve funzionare le cose, non è che puoi vendere un gruppo elettrogeno e bon, è fuori e via, tu devi dare l'assistenza, deve funzionare, deve fare energia elettrica, deve fare potenza termica o anche il freddo, il calore con la trigenerazione, quindi sono lavori complessi, importanti, quindi si va fino al vapore, quindi nel caso nostro, ecco, che stiamo realizzando. E quindi tanto impegno, ci vuole tanto impegno, e ci vuole naturalmente anche alle spalle la famiglia, perché torno a dire che ci vuole la famiglia. Sandra da Treviso, vai Sandra. Sì, buongiorno Mirella, buongino anche ai tuoi ospiti. Io sposto un minuto l'attenzione, però sempre nel mondo del lavoro, sulla GDO. Io ho circa 60 anni, sto ancora lavorando perché ovviamente avremo da morire lavorando. Niente, io ho sempre fatto questo mestiere con passione, perché oltretutto, come tu mi confermerai sicuramente, i supermercati, i negozietti eccetera sono anche uno tra virgolette sfogo per le persone anziane, quindi un sorriso, una parola, torna il sucaro intanto ciacco, quindi hanno anche questa funzione, diciamo. Io l'ho sempre fatto con questo spirito all'interno di questo posto di lavoro. Ho lavorato nella GDO fino a un paio di anni fa, dopo oltre 25 anni, orari invivibili, stipendi sottostimati, cioè anche se c'è la passione, bisogna che però gli stipendi e soprattutto gli orari siano adeguati alla vita, perché non puoi vivere per lavorare, perché nella GDO, questo ve lo dico, al sabato ti danno forse l'orario della settimana dopo, di settimana in settimana, quindi questo è vivere per lavorare, non è lavorare per vivere. Ok, e poi la passione va cercata giustamente, va coltivata, va presa da piccola come le piante, e non ad esempio mettendo il numero chiuso alle università e pretendere un po' di anni dopo che saltino fuori i medici come i funghi. Non si fa il medico in 3 anni, si fa neanche l'infermiere in 3 anni, cioè ci vuole esperienza, ci vuole accompagnamento, ci vogliono errori, e in quel campo là gli errori sono anche gravi, quindi ci vuole pratica, tanta pratica. Non si può volere la gente così che escano come funghi, ci vuole la pratica. Grazie, ciao. Grazie a te Sandra. Io vorrei chiedere anche a Roberto Caballisti, dopo aver sentito Adriano Caminotto, Dio ti salvi Perin, di iniziare anche ad interagire col mondo delle fragilità. Ecco, le aziende fanno fatica però ad assumere persone diversamente agili, eppure abbiamo articoli di legge nella Costituzione, per poi nella realtà, e me l'hanno detto anche i sindacati, i numeri non ci sono, Adriano, come li vedono, dicono ci faremo sentire
tutte portate questi curricula, ma le assunzioni non arrivano. Perché si ha così paura di mettere nelle aziende il diversamente agile? Cosa ne pensi, Roberto? Bisogna interagire di più, perché poi io li ho visti anche a Villa Margherita, ho avuto tantissime associazioni, lavorano benissimo, anzi lavorano meglio degli altri, si responsabilizzano molto di più, però ecco, culturalmente non ci siamo proprio, abbiamo un retaggio culturale pazzesco, Adriano, lo devo dire perché è la verità. Roberto? Io, come hai detto prima, naturalmente la meritocrazia è una delle situazioni in cui questo allaccerebbe praticamente l'apertura a tutte queste persone che hanno delle qualità incredibili, e naturalmente bisogna solo essere capaci di leggere dietro le righe praticamente, e questa è la difficoltà enorme, perché ci vuole una preparazione tale da poter portare avanti questi ragazzi, ad esempio, che hanno delle qualità incredibili. Devi ricercarle queste qualità e dargli il tempo che possono essere. Naturalmente una ditta preferisce pagare, non so, la penale pur di non avere l'obbligo di dover assumere delle persone che avrebbero magari delle qualità, e dandogli degli incarichi importanti e naturalmente che siano diretti a questi, quindi ci vuole un lavoro molto selettivo su queste cose, e non è detto, perché naturalmente io conosco in prima persona, sono amico di Elio delle Storie Tese che ha un figlio autistico, ho conosciuto Pizza Out che chiaramente ha dato del lavoro a delle persone che erano probabilmente escluse da tutte le qualità dell'imprenditoria, e invece adesso ci sono questi ragazzi che si stanno adoperando per poter addirittura aprire delle pizzerie tali e quali di questo genere. Ci vuole il suo tempo, naturalmente ci vuole un lavoro, qualsiasi situazione parte da una bella base, e noi vediamo che sono premiati più i vertici che non le basi, quindi come diceva prima anche l'imprenditore, naturalmente se non hai la base degli operai che ti danno la prima parte, che è la più importante, quella del prodotto, non potrai mai arrivare al vertice, quindi di conseguenza stiamo vedendo che crollano molti vertici di persone e di ditte, quindi è importante, appunto, come dicevi tu Mirella, di portare a fianco di gente capace queste persone che diventeranno forse il futuro della nostra imprenditoria. Però vedi Roberto, il problema che io ho visto e che noto tuttora è che dividi e ti impera, nel senso, gli assemblaggi, che loro fanno questo grosso modo, ecco, devono essere fatti da un'altra parte. Invece perché non farli in fabbrica? Perché non far arrivare questi ragazzi nelle fabbriche, lavorare direttamente, fare integrazione, chissà cosa salterebbe fuori. Invece cosa si fa? Si portano gli scatoloni in queste comunità, questi ragazzi si sedono a un tavolo sempre tra di loro, con loro, esclusi dalla società, fanno un lavoro enorme che poi arriva in fabbrica e da là parte. Non ti sembra che dobbiamo invertire un po' le cose, Adriano? Mi pare, quando ero in fabbrica, io assumeva di queste persone, perché le aziende doveva anche per legge, e mi ricordo, almeno perché c'erano anche tanti menefreghisti, ma mi ricordo era 3 o 4 persone che non viveva proprio, cioè aveva volontà, però il lavoro, mi ricordo che tutto il giorno, prima che potevi venire là a aiutare e a dire avanti, dopo era anche chi che ride, cioè se ne frega, ma mi ricordo, e queste persone qua, quando mi aiutai, quando che mi esponeva, mi lavoro per me, e mi ringrazia, e dopo che si andiamo fuori la sera mi adorea perché mi teneva tantissimo, perché capì benissimo che quindi a casa anche lui aveva una famiglia, e quindi si era inserito ben così, in casa contenti, e anche la famiglia era contenta, perché avere una persona a casa che però all'interno delle fabbriche era difficile, c'erano poche persone che la direzione, i capi, loro li mettevano là,
ma te doveva, e mi ricordo, l'ho fatto spessissimo. Avete capito come funziona? Bravo, bravo Adriano, bravissimo. Andiamo a vedere invece questo treno, andiamo a vedere questo video. Guarda Roberto cosa ti facciamo vedere adesso, oltre alla nave andiamo a vedere il video del treno di Dio ti salvi Perin. Qui ci troviamo davanti a un semaforo, un'emozione grande per me aver ricevuto dal capostazione di Conegliano per alcuni decenni tutti i reperti che erano stati buttati via in discarica e che sono stati recuperati. Qui abbiamo lavorato quasi 2 mesi per recuperare quel semaforo che voi vedete acceso verso il verde, ma sopra va anche il rosso, basta scambiarlo, quindi l'abbiamo rimesso in funzione. Quindi Roberto, grazie. Petris, un grande capostazione. Abbiamo anche dei segnali importanti che erano sulle linee ferroviarie Venezia-Udine, Conegliano, Vittorio Veneto. Abbiamo anche in fondo degli amici che facevano la linea Bassano-Primulano, dei treni a vapore anche molto grandi per fare il tragitto in bicicletta, portare appunto per il turismo da Bassano a Primulano, caricare sul treno le biciclette. Purtroppo non ha funzionato e questi amici hanno speso una fortuna perché si sono tutti autotassati. Alla 8,35 o la 7,40 che hanno restaurato hanno speso centinaia di migliaia di euro, e però pronta con tutti i collaudi immaginabili del vapore per fare questa linea è stata fermata dalle ferrovie, messo i lucchetti e non può andare in linea, quindi il treno con i vagoni tutto quanto è fermo dentro nel perimetro di Primulano per vedere così. Dicono quelli delle ferrovie che non hanno un macchinista che ha il collaudo di questi treni a vapore, che ci vuole un patentino, e quindi un lavoro enorme dei progetti di decenni abbandonato lì in un'isola che si vede solo per i pochi appassionati. Ecco, vediamo qui altre tabelle venivano messe sulla pancia dei treni e il capostazione le spostava secondo la percorrenza del treno. Questo sopra è un sezionatore di media tensione sui 3000 volts che sgancia la corrente elettrica dei primi treni che arrivavano a Conegliano elettrici, quindi con la linea elettrica con il pantografo sopra, quindi sulla linea, e i scaricatori appunto per le scariche atmosferiche che vedete sopra i corni. Qui siamo in una posizione che abbiamo ricostruito il capolinea della ferrovia. Ecco, possiamo dire come il terminal che arrivi a Venezia, e noi nel museo che realizzeremo appunto in via Foresto a Susegana, in una zona dove potremo far funzionare anche dei treni a vapore, quindi un piccolo tratto. E qui abbiamo un vero tesoro, una serie di fanali che erano sui treni da 7,40 all'8,30. Questo invece è del capotreno, queste funzionavano a petrolio, come vedete, queste dei primi treni. Quindi qui siamo una specie di capolinea, che vedete verde il segnale del semaforo. Qui noi abbiamo ricreato una piccola oasi, visto che qui passava la linea ferroviaria a Susegana, Pieve di Soligo, Follina, eccetera. Qui passava il treno, come abbiamo ricostruito qui più avanti il museo con una piccola mostra con i binari d'epoca del 1913. Allora Roberto, ti prometto che corromperò Salvi e anche Adriano per portare i tuoi ragazzi a visitare queste meraviglie, e sono convinta che loro saranno non felici di più perché toccheranno con mano, ecco, hanno anche loro bisogno di toccare quel mano, quella che è la quotidianità degli altri, e questo non va bene. Perciò io ti prometto, guarda, gli ospiti tutti e due, che ti inviteranno con i tuoi ragazzi a
a visitare queste meraviglie, per non parlare dell'ultimo treno, ma siccome che Dio ti salvi, che do indirizzi, ma mi manda da un'altra parte, dopo mi dice dove ho il video, casa tua, perché no. Roberto, cosa vuoi dire? Anche qui la burocrazia purtroppo mette davanti a una situazione che sarebbe interessantissima proprio per la cultura dei nostri giovani, che potessero anche capire come si viveva un tempo e come si poteva adesso andare oltre, chiaramente con le strutture della linea veloce, quello che può essere. Naturalmente fermi perché non c'è nessuno che ha il patentino, queste persone che hanno sistemato queste locomotive, che hanno la capacità interpretativa del lavoro stesso di queste locomotive, ma mettili loro a fare il viaggio turistico e imprenditoriale appunto per far capire queste cose qua, ma sempre la burocrazia mette dei paletti che sono veramente degli alberi, non sono dei paletti, e su questo ringrazio in primis chiaramente te Mirella per questo invito, perché sarà sicuramente ben accettato da questi ragazzi che hanno la visione del mondo naturalmente molto più avanti della nostra rispetto a quella che è di una... Noi siamo deficitari rispetto a quello che hanno loro come capacità e volontà di diventare Aspetta, ma allora porta i tuoi ragazzi anche qua con l'Alto, questa festa bellissima che durerà 15 giorni, perché Mirella dice sempre ai sindaci non dovete fare un weekend o una settimana di festa, dovete farla per 15 giorni, e Perin l'ha fatta. A Colalto si festeggerà 15 giorni, festa, cultura, storia, grigliate, spiedo, chi ne ha più ne metta. Perin, cosa succederà a Colalto? Beh, tante cose, e quindi potrete venire a vedere il treno, quello gigantesco che è arrivato, il 640, pesa 90 tonnellate, quindi 900 quintali, ha 800 cavalli di potenza, quindi l'abbiamo messo giù nel magazzino in attesa del museo di Susegana, ma è una roba straordinaria che vi invito a vedere, insomma, quindi, e potete tirare la cordicella come ha fatto appunto il sindaco di Susegana per far suonare il fischietto vero che funziona. Ecco, questo è un po'. Dopo abbiamo delle cose importanti anche sul discorso del come abbiamo fatto a Bodega, per non dimenticare, quindi questa cosa importante, ricordo delle immani tragedie dei istriani, giuliani, dalmati eccetera. Abbiamo 3 mostre, una ricevuta sempre collegata qui con la nave di Strasburgo, perché il Stefano dell'Europarlamentare a Strasburgo ci ha mandato giù la mostra sugli esuli che ha fatto a Strasburgo, quindi vedete la mostra di tutti i pannelli che abbiamo ricreato con l'Alto. Ma dopo parleremo anche di una cosa importantissima, di questa qua che vogliamo portare avanti con grande sospiro, che abbiamo presentato il sindaco di Oderzo, ma però non ne vuole sapere perché ha paura dei fantasmi. Abbiamo preparato una lapide per ricordare i 13 ragazzi, studenti della scuola Brandolini di Oderzo, quindi inermi, disarmati eccetera, che sono stati affogati dentro nel Monticano, levato gli occhi da vivi e tagliato anche altre cose. Hanno fatto una cosa tremenda, lasciati dentro nell'acqua del Monticano per, mi pare, 2 mesi, non potevano neppure andare sui corpi. Ecco, questa cosa qui noi abbiamo già preparato appunto la stele eccetera, abbiamo chiesto un pezzettino di terreno a Oderzo per metterla, ho invitato giù anche il sindaco di Susegana, che abbiamo fatto un incontro appunto in Oderzo, il sindaco e vice sindaco di Susegana, visto che l'altra tragedia è successa sul Piave a Ponte della Priula, per mettersi d'accordo in spirito di pace. Penso a 80 anni che non ci sono persone che possono venire a protestare, il famoso biondo, i vari boia del tempo, Bozambo eccetera, quindi sono passati 80 anni sindaco, quindi concedete che possiamo mettere questa stele. Naturalmente adesso interesseremo anche il Presidente della Repubblica, visto che è andato sulle foibe appunto verso l'Jugoslavia, per ricordare queste persone, 13 sono qui, quindi affogati, ragazzi inermi, eccetera. Perché non ricordarli assieme agli altri caduti della Seconda Guerra Mondiale? E chiudiamo adesso con queste immagini, questa bellissima nave che ha portato Adriano, veramente grazie Adriano per questo bellissimo regalo che ci hai fatto questa mattina. Come ci saluti Adriano Caminotto, inquadriamo la nave. Prego Adriano, cosa vuoi dire?
Voglio dire, la mia passione per raccogliere, conservare, custodire. Mi sono nato e cresciuto a Torre del Mostro, attualmente abito a Saldanha Piave, però in quello che ho fatto alla gente è rimasto il segno. Guarda là. È rimasto il segno. E la gente continua a dire, bien che te dai. Non in più il museo, cioè non c'è più perché è stato chiuso, però la passione assieme a un altro amico, Massimo Pascon, raccogliamo. A Torre del Mostro ci sono delle vetrine chiuse, sa che ci sono molte vetrine chiuse. Allora abbiamo chiesto a questa signora, affidasi, ma se ce le dai come dato noi, che vorremmo fare delle mostre, come ti dicevo prima, a tema 3 mesi per 3 mesi, primavera, estate, autunno e inverno. Ce l'ha data e noi da più di un anno facciamo queste mostre, l'ha vista che lui una, e così almeno a Torre del Mostro, chi va a Torre del Mostro... Vede? Veloce, Perin, cosa vuoi dire? Ecco, questa sera vi invitiamo tutti con Cherubin, che facciamo una cosa importante a Colle Umberto. Ecco, Cherubin presentiamo il lavoro del Beato Marco Daviano, quindi è una storia interessantissima, quindi della nostra storia. Perciò dei partecipate. 300 anni. Ecco, dove? Venite a Colle Umberto. A che ora? Alle 8:30, Colle Umberto, presso Tonon Group, via Menarè 23, è la grossa azienda di costruzione gruppo di Colle Umberto. Ecco, questa storia veneta, ecco, vi invito tutti questa sera. Devo salutare tutte le donne, mi dice Adriano, che donne devo salutare? Salute tutte le donne del Bocafossa, che sarà là che ne vada, e la mia famiglia, ho 2 figli, non ho più la moglie, Tatiana e Elena, e 2 nipoti che sono il mio mondo, Matilde e Tommaso. Ciao amori miei. Grazie a questa meraviglia di ospiti, grazie Roberto, grazie Adriano, grazie Dio ti salvi. E avete visto anche questa mattina le meraviglie che abbiamo nel nostro territorio con i nostri creativi che sono loro. Grazie, pubblicità. Domenica abbiamo una grossissima opportunità che ci è stata regalata da Mirella Tuzzato e da Veneti Schiacciati dalla Crisi, e abbiamo un bel po' di associazioni, abbiamo più di 80 associazioni qui a Silea che creeranno un bel po' di lavoro di rete, che è importantissimo per noi, per cui uno scambio sia di saperi ma anche di esperienze. 80 realtà impegnate nell'ambito sociale, della cultura e dello sport, associazioni d'arma, club automobilistici storici e gruppi folcloristici di tutta la provincia. Al parco della centrale idroelettrica di Silea l'associazionismo incontra i cittadini e istituzioni per un'intera giornata. Creare sensibilizzazione, perché il problema è nostro, è dei cittadini che vivono la città, che vivono i paesi, e dobbiamo partire dal basso. Il nostro obiettivo è quello di fermare la strage stradale e quindi ci siamo rivolti anche a tanto volontariato, perché il volontariato è molto più sensibile a questo tema, e per cui cercheremo di coinvolgere su questo tema, diciamo, tutte le associazioni presenti. Prevista anche una piccola sorpresa per coinvolgere il pubblico. Per portare in scena situazioni critiche che interessano in particolare questa o quell'associazione, con l'intento di coinvolgere gli spettatori, i cittadini alla loro soluzione, non perché ci sia una soluzione già predefinita, ma una soluzione che viene individuata, elaborata dagli spettatori, che quindi da spettatori diventano spettatori. Abbiamo assolutamente bisogno di recuperare il filo di questa rete che unisce cittadini, propensioni personali, tempo appunto utile per il volontariato da investire, ma anche per le proprie passioni, e quindi abbiamo pensato a questa grande festa che si terrà proprio in un luogo unico. E ringrazio veramente Mario Sanso, uno dei più grandi coordinatori che abbiamo non solo a Treviso, non è per sviolinarlo, ma nel Veneto, e soprattutto anche io direi a livello italiano, e lo conoscono tutti, perché è un supporto fondamentale perché riescano queste giornate. Lo sport è fondamentale, col mondo dell'associazionismo va soprattutto messo assieme, va integrato. Ecco, era presente a questa conferenza stampa, adesso lo sentiamo
sentiremo dalla sua viva voce cosa vuol dire questa giornata del 13 aprile, il villaggio delle associazioni. Prego Sanso. Sì, buongiorno a tutti, hai esagerato comunque. Perché ci sono anche le associazioni sportive, diremo, all'interno di questa organizzazione e di questo evento. Perché a differenza del passato, diremo, le associazioni sportive dilettantistiche si stanno avvicinando sempre più, ma anche perché lo consigliamo noi, di avvicinarsi sempre più al sociale, per tutta una serie di motivi. Pertanto le sinergie che possono nascere tra le associazioni di qualsiasi tipo, ricreative, diciamo così, culturali, di volontariato in ogni caso, ma con tutte queste che anche vengono coordinate da lei, Mirella, noi chiediamo di farci conoscere, diciamo di farci conoscere allo stesso tempo per conoscere anche gli altri. Il fatto di fare rete è importantissimo, effettivamente. Anche scorrendo l'elenco delle associazioni che parteciperanno domenica, io personalmente alcune non le conosco, ma anche non sapevo degli scopi per cui erano nate, e questo è fondamentale. Per dimostrare che le associazioni sportive non sono più diremo chiuse in se stesse. Noi abbiamo sempre detto che le associazioni così guardavano alla partita, agli allenamenti e via discorrendo. Noi, soprattutto dopo il Covid, le abbiamo chiesto di aprirsi perché anche la stessa definizione di sport che è entrata in Costituzione parla di sport in tutte le sue forme e dunque anche rivolte verso il sociale. E non a caso alcune associazioni sportive dilettantistiche stanno per trasformarsi addirittura, pur facendo lo sport, in impresa sociale. Antonietta da Treviso, vai Antonietta. Signora Mirella. Prego. Niente, volevo salutarla perché sono tanti anni che la conosco. Grazie Antonietta. Ecco, allora ieri sera l'ho vista. Pronto? Sì, ti sento. Ecco, sì, grazie. Ieri sera l'ho vista, stamattina mi è venuto un po' il pallino di telefonarle perché era tanto che volevo farla, ma siccome che ho il problema dell'udito, ho sempre paura di sentire male e magari... ma lo sai che la Mirella ha una voce squillante. Sì. Però... Mirella, sono tanti anni che sono invalida, ho un marito che è speciale e ho 87 anni, no, e mi fa tutto lui, mi lava, mi fa. Ci sta fortunata ora Antonietta? Sì, qua sì, veramente sì. Ecco, volevo dire che ci sono dei mariti che fanno tanto del male alle mogli e invece ci sono... però volevo dire una cosa, il mio non so se sia speciale, comunque lo dico io. Grazie Antonietta, un bellissimo esempio, fai bene, anche i messaggi positivi, ci sono anche uomini e mariti. Un grande abbraccio a Antonietta e anche a tuo marito, complimenti veramente. Allora saluto anche Sandra Truccolo, grazie di essere qui, campionessa di tiro con l'arco, buongiorno Sandra. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Guardate con chi è Sandra. Mario Sanso conosce questa meraviglia di coppia? Allora, diciamo che so benissimo chi sono, anche perché, vediamo se si ricordano, sono venuti al mio primo Gran Galà a Ponzano Veneto quando ero assessore. Abbiamo accolto Iro Cassina quella sera lì, che veniva a Ponzano, e c'eravate anche voi. Perciò mi ricordo benissimo. Che ricordiamo. Ci ricordiamo bene, c'era anche Pasquali Tito con Vidotti che ci aveva coinvolto. Sì. Esatto, che Vidotti gestiva, esatto, perfettamente. Sì. Pertanto vi saluto caramente. Ti vuoi presentare per cortesia, Sanso? Chi abbiamo di fronte?
Io sono il delegato provinciale del CONI di Treviso e in ogni caso comunque nel CONI sono dentro dal 93, oltre ad aver fatto i discorsi a livello federale, insomma, ecco, io sono un arbitro di calcio e poi confluito nella federazione e adesso sono... Quel periodo lì era un periodo sabbatico dal punto di vista sportivo e ho fatto l'assessore allo sport, perciò non è che cambiasse molto in sostanza, ecco. E io vi ringrazio perché quel gran galà dello sport dopo l'evento con i personaggi come voi che siete venuti ha avuto dei grossi risvolti e è andato avanti per altri 3-4 anni e adesso non si realizza più, ma non per colpa mia perché non ci sono più lì dentro. Allora Daniele Scarpa e Sandra Truccolo, questa coppia meravigliosa, ma soprattutto Sandra, fatalità, ha chiamato Antonietta, guardate che proprio le cose coincidono a volte, ma va veramente, ha chiamato Antonietta dicendo ho un marito stupendo. E tu Sandra cosa vuoi dire del tuo Daniele? No, anche mio marito è stupendo. Faccio arrabbiare un po'. Però non fa tutto come il marito dell'Antonietta, faccio tutto io. Però Sandra, quello che delle volte dobbiamo capire è l'input, l'energia che ti trasmette, la forza di vivere, la voglia di vivere, di osare sempre di più, di non fermarsi mai. O sbaglio Daniele, cosa mi dici? Beh, lo sport è stata il comune denominatore, poi ci siamo incontrati nella vita e la vita ha sviluppato quei progetti e eccoci qui a dare il buon esempio per gli altri, questo è importante. Sai Daniele cosa mi ha detto tuo fratello Paolo l'altro giorno che ha avuto ospite assieme ad Anita? Che tu sei un vulcano di idee. Cioè lui ha detto, lui sforna continuamente idee, alza sempre di più il tiro e continua a sfornare. Questa energia da dove viene? Va bene che sei uno dei più grandi campioni olimpionici che abbiamo avuto, ma poi è nel DNA che hai questa energia e che l'hai trasmessa anche a Sandra e guarda che donna meravigliosa stiamo vedendo e che campionessa. Ma è stato un po' sempre la mia prerogativa di essere un po' creativo in quello che poteva essere l'evolversi dello sport. E poi girando il mondo ho avuto modo di capire, di prendere esempio dalle varie esperienze e le ho portate. Diciamo che ho anticipato di 20-30 anni quello che oggi si presenta come una novità. Ma non c'è nulla di nuovo, basta guardarsi, girare un po' il mondo e vedere quello che fanno gli altri e farlo meglio se è possibile. Questo... E farlo meglio se è possibile. Allora guardate chi vi saluta anche questa mattina, abbiamo il presidente del CONI regionale Dino Ponchio. Buongiorno presidente, ciao, Dino. Come sta? Ciao Dino. Buongiorno, saluto tutti. Buongiorno. Allora cosa vuole dire a questa coppia e al suo delegato che è qui con Mirella, visto che lei non riusciva ad arrivare in presenza, abbiamo una presenza a lei molto vicina. Come stanno andando le cose anche per questi sportivi che veramente ce la stanno mettendo tutta e soprattutto la volontà di osare sempre di più e di essere sempre presenti col mondo sportivo anche per la sicurezza delle persone? Prego Presidente Ponchio. Sì, grazie dell'invito. Avete avuto la testimonianza della mia ignoranza generale, ma in particolare per manovrare le cose tecnologiche dei collegamenti. Comunque ci siamo, ringrazio dell'invito e confermo che lo sport ha un grande valore, la pratica sportiva ha un grande valore socio-culturale, come diciamo sempre, perché ormai riconosciuta in Costituzione, lo sport ha raggiunto una dignità tale e uno spessore tale che ci consente di dire di essere anche un punto di riferimento educativo, formativo per la società tutta e in particolare per le famiglie. Lo sport veneto sta bene, sta in grande salute perché voi sono un po' sotto stress come qualcuno sa perché domani c'è l'assemblea elettiva del CONI, io sono mi sono ricandidato al secondo mandato come presidente del CONI e sono sotto esame e sono molto preoccupato per l'andamento
assemblea di domani, non so se sarò riconfermato, parentesi, battuta, sono candidato unico, quindi ho buone speranze. Detto questo, dopo la battuta, dico solo che lo sport veneto ha tante valenze, ma soprattutto riesce a coniugare quantità e qualità che di solito sono difficili. Noi siamo una regione con tantissimi praticanti tesserati alle organizzazioni sportive, oltre 650.000, ma a fronte di questo numero molto ampio abbiamo anche risultati di eccellenza, lo dimostrano tutti i nostri atleti olimpici e paraolimpici, lo dimostrano soprattutto, a differenza di altre realtà territoriali, lo dimostriamo in una gamma molto ampia di sport. Non siamo specialisti siamo specialisti di tutti gli sport, quindi eccelliamo un po' dovunque, e questo va dato atto e merito alle organizzazioni sportive, le federazioni, gli enti di promozione delle discipline associate, ma soprattutto alle società di base e a tutto quello che sta dietro alle società di base, che sono dirigenti capaci, caparbi, con grande attaccamento alla missione, e i tecnici che formano sia campioni ma contemporaneamente grandi cittadini per il futuro. Allora andiamo a vedere questo primo video, Forza Rosa, prima parte, che fa capire l'importanza delle persone che questa mattina state vedendo, state ascoltando, che sono Daniele Scarpa e Sandra Truccolo. Andiamo a vedere. 15 anni di Pirano Venezia, 15 anni di un sogno che cominciò a luglio del 2009, quando un gruppo di impavide donne operate di tumore al seno decisero di attraversare i 100 km dell'antica rotta del sale per portare l'oro bianco della Serenissima, dalle saline di Pirano ai magazzini del sale di Venezia. Un'edizione mondiale sul percorso dell'antica rotta del sale, l'antica arteria commerciale affrontata per trasportare il prezioso sale da Pirano a Venezia. Un'occasione quindi per dar voce ad un movimento internazionale di donne che portano avanti la battaglia per la prevenzione ed informazione sulla patologia del tumore al seno. Dietro a questa sfida, ma soprattutto dietro all'intera macchina organizzativa, c'è l'ex campione olimpico di canoa Daniele Scarpa, che fin da subito ha sposato l'iniziativa. Forza Rosa è un movimento femminile di un'associazione mondiale che sta promuovendo la pratica della canoa, del kayak, per riabilitare le donne operate di tumore al seno, che attraverso questo movimento diventa un infodrenaggio naturale e combatte l'effetto dell'enfedema al braccio. È un'iniziativa nata dallo spirito proprio di amicizia che ci accomuna, perché siamo amici e amiche soprattutto, e poi abbiamo avuto proprio quest'onda che è cominciata con la Voga Longa di fine maggio, e abbiamo detto bene, cogliamo un'altra data, un'altra occasione per far parlare, sensibilizzare e soprattutto lanciamo una sfida per noi stesse verso il mare, e chi domina il mare domina tutto. In questa prima mondiale 2009 della Pirano Venezia, 15 donne canoiste di Forza Rosa hanno pagagliato insieme, a testimonianza di come questo sport possa aiutare coloro che hanno vissuto la drammatica esperienza del tumore e di come successivamente hanno affrontato la nuova vita. Un'idea nata nel 1996 in Canada, quando un gruppo di 24 donne colpite da questa malattia si sono unite al progetto del dottor Don McKenzie della University of British Columbia di Vancouver, volta a dimostrare come pagagliando fosse possibile raggiungere uno stato fisico ed emotivo migliore, evitando lo sviluppo di linfedema, una dolorosa patologia che colpisce il braccio. In seguito molte altre donne sono entrate a far parte di team di canoiste in rosa in tutto il mondo, partecipando alle più importanti manifestazioni sportive. Un'occasione unica per parlare della lotta contro il tumore al seno della squadra Forza Rosa italiana, nel cercare sempre nuove sedi per diffondere il suo messaggio. Il progetto Pink Butterfly è stato reso possibile grazie alla volontà ed edizione da parte di Orlando Cappelli per il gruppo Capitolino e Rossella Loi e Patrizia Campo, fondatrici del team Caralis di Cagliari. Le Pink Butterfly sono nate nel 2002, in seguito ai campionati del mondo indetti dalla Federazione Italiana Dragon Boat al laghetto del quartiere Eur di Roma.
Ai campionati parteciparono 3 squadre di donne in rosa, donne in cura per tumore al seno o portatrici di patologia, provenienti dal Canada, dall'Australia e dagli Stati Uniti. In quell'occasione, Orlando Cappelli, già pagaiatrice e tamburina di Dragon Boat e unica italiana inserita nell'ambiente con la stessa problematica, senza esitazione gareggiò con loro in rappresentanza di tutte le donne in rosa italiane. Oggi la squadra delle Pink Butterfly è composta da 25 donne di età variabile tra i 37 e i 74 anni. Ognuna di loro ha la sua storia di sofferenza alle spalle e di reazione, che le unisce in una barca in cui si pagaia all'unisono. Sono donne normali che vivono una vita normale, di mogli, madre, persone impegnate nel lavoro. E vogliamo lanciare questo messaggio importante che lo sport è un aiuto psicologico e è la medicina più importante per le donne affette al tumore, e non solo per le donne, anche per gli uomini, per qualsiasi tipo di malattia comunque, perché lo sport è un aiuto psicologico, perché aiuta a stare lontano dai pensieri che sono legati al discorso della malattia, aiuta a non parlare della malattia in continuazione, a trovarsi in un ambiente sano e comunque con persone che ti fanno sentire viva e con la voglia di vivere e di lottare contro un male che ti sta veramente distruggendo. Sandra, allora come ci saluti? Ti ringrazio per questo video importantissimo. Ecco, che messaggio vuoi dare questa mattina e cosa vuoi dire a Dino Ponchio e a Mario Sanson? Prego Sandra. Tu sai che la nostra associazione, nata 24 anni fa, si è occupata sempre di sociale, non solo di donne operate di tumore al seno, come abbiamo visto poco fa nel filmato, ma vedremo poi in seguito, se c'è tempo, un'altra parte dove ci saranno anche le persone con disabilità. Cosa devo dire? Dico che è importantissimo fare sport per tutti e in particolare per chi ha delle patologie, delle problematiche. Avete visto che queste donne hanno affrontato un mare veramente tempestoso nella vita, ma anche in canoa in questo caso, sempre superando tutti gli ostacoli. Quindi lo sport ci dà la forza di andare avanti, ci dà la forza di affrontare qualsiasi cosa. E cosa devo dire ai nostri 2 ospiti? Continuiamo a lavorare sulle barriere architettoniche che, nonostante siano passati tanti anni, perché io ormai faccio sport dal 98, diciamo, e dal 92, anzi scusate, ecco, con le date non ci vado tanto d'accordo, ma è dal 92 che faccio sport. E sì, le cose sono migliorate, ma ancora dobbiamo Daniele, come ci saluti? Velocissimo perché sono in chiusura, ma manderò tutti i video che mi hai mandato. Al mattino manderò questi video per far capire le forze della natura chi sono le nostre donne, i nostri uomini che veramente tengono cura della salute nostra. Prego Daniele. Sì, io vi saluto ricordandovi che ogni anno facciamo questo percorso a Rotta del Sale, ma soprattutto altri eventi, costieri in canoa. Adesso stiamo preparando la Rotta del Cuore, portando i ragazzi in barca a vela e in canoa. Abbiniamo le 2 attività sportive, soprattutto il concetto di inclusione. La cosa bella è vedere questi ragazzi e ragazze che fanno sport insieme ai cosiddetti normodotati. Questa è la cosa che dà maggior riscontro a livello empatico, emotivo, e soprattutto dà molta soddisfazione a noi che operiamo in questo senso. Ecco, ci sarà anche la famiglia Scarpa domenica 13, il fratello Paolo, Anita, non so se ci sarete anche voi. Noi siamo impegnati in altre cose, ma siamo vicini. Io so che hanno programmato un punto di partenza. Sì. E mi fa molto piacere, guarda, veramente Daniele, e anche veramente lo dico di cuore anche a Sandra, grazie. Perché sono riuscita a questo, è merito anche vostro. Ecco, veramente grazie. Dino Ponchio, come saluta, Presidente, questa meravigliosa famiglia, questa meravigliosa coppia? Ma li saluto con affetto e in qualche modo anche nostalgia, perché Daniele, la signora
sono la testimonianza come si può coniugare e declinare lo sport in tantissimi modi. Loro sono l'espressione più alta della pratica sportiva, sono campioni olimpici, campioni di altissimo livello e sono impegnati nel sociale. E chi tenta di dividere queste due realtà, lo sport di base educativo, formativo, da quello agonistico, competitivo, sbaglia, perché sono non solo due facce della stessa medaglia, sono la stessa faccia dello sport. Lo sport è sfaccettato, ha tanti modi di operare e sono tutti confluenti sul fatto, e ricordo quello che ho detto prima, sul fatto che lo sport ormai è una segmento, una parte della vita stessa dei ragazzi e delle ragazze, di tutti i cittadini, e l'auspicio è, e mi associo a Daniele e alla signora, nell'appello alle istituzioni affinché siano sensibili a tutti i livelli di pratica sportiva, quella paraolimpica, quella olimpica, quella dei giovani, quella degli adulti, quelle degli atleti Grazie agonistici. Presidente, devo fare i saluti anche a Mario Sanso. Mario Sanso come ci saluta, con quale messaggio? Grazie, in bocca al lupo Presidente. Velocissimo. Ma vorrei condividere esattamente quello che ha detto Daniele e Sandra sul discorso di far fare sport a persone, diremo, normodotate assieme ad altre persone che non lo sono. Secondo me è il messaggio più forte per un'integrazione sempre massima. Più bello di così non potevamo chiudere con queste parole magiche del nostro veramente Mario Sanso, di Dino Ponchio, di Daniele Scarpa e della moglie Sandra Truccolo. Grazie, grazie, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti! Oggi per la gioia dei vostri bimbi andiamo a prepararvi un club sandwich, una cosa simpaticissima da gustare nel pomeriggio oppure anche per fare una cenetta in compagnia con gli amici molto spensierata. Abbiamo bisogno di vari ingredienti, tra cui vi citiamo la pancetta affumicata, delle fettine di formaggio Edamer o comunque delle sottilette, del prosciutto cotto oppure del salame rosa come in questo caso, 4 fettine di pancarré, possibilmente quello un po' più grande, del pomodoro, dell'insalata, un uovo, un po' di burro e un pizzico di sale. Iniziamo con la preparazione prima della cottura, per cui prendiamo il nostro pezzettino di pancetta stufata ed andiamo a tagliarne 2 fettine sottili sottili. Ecco voi. Poi prendiamo un pomodoro abbastanza grande, ne ritagliamo 2 o 3 fettine a seconda di quello che poi riusciremo a far stare all'interno del nostro club. Le fettine di salame le abbiamo già preparate, comunque gli diamo una parata, praticamente gli togliamo degli angolini e lo portiamo alla stessa misura del club sandwich, e le nostre fettine di formaggio. Per iniziare a cuocere il nostro prodotto sulla piastra dobbiamo prendere le nostre fettine di pane, un pizzico di burro e le spalmiamo con un velo di burro, tutte e 4. Poco poco, deve essere proprio, come potete vedere, sporchiamo praticamente il pane, un velo, lo sporchiamo. Dopodiché questo pane lo appoggeremo sulla nostra piastra. A casa vostra potete usare tranquillamente una pentola antiaderente abbastanza grande. Quindi iniziamo con il poggiare dalla parte dove abbiamo imburrato il pane sulla griglia e lo facciamo rosolare. Nel frattempo prendiamo le nostre 2 fettine di pancetta, le appoggiamo sul punto più caldo della piastra, le appaiamo e quando incominciano a sfrigolare ci uniamo al nostro uovo.
cercando con l'aiuto delle spatole di creare una specie di frittatina che abbia la stessa dimensione delle fettine del pancarè. Quindi ci aiutiamo in questa maniera in modo da creare un quadrato, come dicevo prima, della stessa misura del pane. Mentre l'uovo cuoce, noi giriamo le nostre fettine di pane che, come vedete, si stanno rosolando. Le giriamo e noi qui le mettiamo in una zona un po' più fredda della piastra. Cerchiamo con l'aiuto delle spatole sempre di creare questo rettangolo, dopodiché giriamo il tutto e gli diamo appunto la forma che cerchiamo. Un pizzichino di sale sopra l'uovo e poi prendiamo la nostra fettina di prosciutto e la mettiamo a scaldare pure quella. Ora il nostro pane si sta riscaldando e quasi cuocendo anche dall'altra parte, però un po' meno. Quindi prendiamo le nostre fettine di sottilette ed andiamo ad appoggiarle sul pancarè, sempre nella parte che avevamo imburrato e che si è rosolata maggiormente rispetto all'altra che si sta scaldando. Il calore stesso del pane ci aiuterà a far sciogliere il formaggio. Oltretutto il formaggio ci servirà come legante. Giriamo la nostra fettina di prosciutto, rigiriamo nuovamente la nostra frittatina con la pancetta e siamo quasi pronti per comporre il piatto. Ancora un attimino, poi iniziamo. Prendiamo la fettina di prosciutto e la appoggiamo sopra una fetta di pane. Prendiamo l'altra fetta di pane, la appoggiamo sopra, prendiamo l'uovo con la pancetta, lo appoggiamo sempre sopra, praticamente giochiamo ad appoggiare sopra il tutto la terza fetta. A questo punto prendiamo le due fettine di pomodoro, le scaldiamo ma proprio un attimo sulla griglia, le giriamo. Se ci fa piacere possiamo salare pure queste e prima di appoggiarle sopra l'ultimo strato di pane prendiamo la nostra fogliolina di insalata, pure quella cerchiamo di dargli una forma il più possibile adeguata alle fette di pancarè, appoggiamo sopra le nostre fettine di pomodoro e con l'ultimo pezzettino di pancarè andiamo a chiudere il club sandwich. Lo chiudiamo con le palette, aiutiamo a compattare il tutto, lo premiamo leggermente e a questo punto lo facciamo rosolare ancora un attimino nel punto più caldo della nostra griglia in modo che si dori da ambe le parti. Ecco, abbiamo tostato il nostro club sandwich, ora andiamo a tagliarlo in 4 con un coltello a sega, lo appoggiamo qui, ci aiutiamo con le dita in modo da non rovinare la composizione del club, dopodiché con i nostri 4 spiedini che abbiamo preparato andiamo a comporre il piatto. Eccoci qui. Iniziamo a comporre il nostro piatto, uno spicchio qui, uno qui, un altro lo infilziamo qui e il quarto lo mettiamo dall'altra parte. Dopodiché, se abbiamo della salsa rosa, della maionese o qualsiasi salsa che ci aggradi, possiamo metterla nel centro oppure prepararci una ciotolina per conto nostro e gustarcela assieme a questo club sandwich. Io vorrei ringraziare per questo piatto un nostro carissimo amico che è il babbo di Thomas del Dino's Pub di Cassola
che mi ha insegnato a fare questo piattino.